Buongiorno a tutti, benvenuti a questa 12ª edizione del World Tourism Event è un evento è l'unico evento al mondo che si occupa di promozione attraverso la valorizzazione dei siti UNESCO e di tutto quello che riguarda il mondo UNESCO, quindi la parte dei beni materiali, la parte dei beni immateriali, nonché le oasi MAB. Siamo arrivati a questa 12ª edizione che teniamo a Padova, dopo essere già stati a Padova per 3 anni, nel 2014 e 2016, e in quelle occasioni partì la candidatura e il dossier per Urbs Picta, per cui Urbs Picta, che come sapete quest'anno a luglio è entrata a far parte del patrimonio UNESCO, per cui ci sentiamo un po' di aver portato fortuna a questa città, e quindi siamo molto volentieri tornati quest'anno su indicazione appunto dell'amministrazione comunale e della Regione Veneto. Apriamo questa 12ª edizione del WTE con questo interessantissimo argomento della dieta mediterranea, che già da noi è stata trattata in passato proprio per la sua importanza che oramai ha nel mondo questo aspetto legato appunto alla qualità della vita, al benessere attraverso appunto la nutrizione. Io mi sento innanzitutto di ringraziare, poi lascerei direttamente la parola ai relatori senza perdere tempo, ringraziando Despar, ringraziando l'agenzia Glamour che ha organizzato l'evento, invitando tutti i ragazzi e le persone che ci stanno seguendo a visitare durante queste 3 giornate l'evento, che è abbastanza variegato perché è composto da una parte espositiva che chi è presente può già vedere, con una parte scientifica molto ricca durante le 3 giornate. In particolare oggi in queste 2 splendide logge trovate anche questo workshop tra tour operator e seller, quindi operatori del turismo, che finalmente si tornano a parlare in presenza, quindi dopo 1 anno e mezzo di streaming, di videoconferenze, di borse online, c'era comunque una grande voglia di ritrovarsi in presenza. Per cui ancora una volta grazie per la vostra presenza, vi auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie a tutti. Bene, allora parto io. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di essere qui e ringrazio gli organizzatori per l'invito. Presento rapidissimamente chi vedete alla mia sinistra, sono 2 colleghi oramai, mi sembra strano, ma insomma la mia parte all'interno di questo intervento ha anche l'obiettivo di farvi comprendere che esistono delle eccezioni. Io sono un cuoco e collaboro ormai da qualche anno a questa parte con il mondo scientifico. E questo è il primissimo messaggio che vorrei che passasse. So che ci sono molti ragazzi collegati che si occupano proprio anche di cibo e altri che si occupano di comunicazione, quindi insomma l'esempio che volevo portare era quello di far comprendere che oggi come oggi, per essere il più aderenti possibili con i concetti della dieta mediterranea, è necessario che chi si occupa di cibo, chi si occupa di cucina, di manipolazione di cibi e bevande, per essere aggiornato deve avere forzatamente una relazione con il mondo scientifico. Quindi abbiamo Daniele Nucci e Stefania Maggi che poi si presenteranno a fronte dei loro interventi, che arrivano appunto dal mondo medico-scientifico. Io, come dicevo, faccio il cuoco e mi occupo anche di consulenze, nel senso che negli ultimi anni ho avuto la bellissima opportunità anche di collaborare con l'Agenzia Spaziale Europea per la produzione di pasti per gli astronauti. Sono ritornato da qualche ora proprio per la produzione del bonus food, del prossimo bonus food per la nuova missione di Samantha Cristoforetti, che avrà luogo ad aprile dell'anno prossimo. E anche qua
Il concetto di dieta mediterranea, diciamo, vola nello spazio, giusto per farvi comprendere quanto sia importante il concetto della dieta mediterranea e quanto possa essere utile anche per quanto riguarda attività altamente stressogene, come può essere quella, insomma, di una lunga permanenza in ambiente aerospaziale. In quell'ambiente, vi dico solo questa informazione, avviene soprattutto, oltre ad altre problematiche di carattere fisiologico e psicologico, avviene quello che viene definito invecchiamento cellulare accelerato, ovvero una persona invecchia per più tempo rispetto a quello che succede sulla Terra. C'è una media, insomma la prendiamo un po' con le pinze. Un essere umano che va a vivere nello spazio per 6 mesi subisce più o meno un invecchiamento cellulare pari ad una persona che vive sulla Terra per 10 anni. Questo significa che il cibo e l'attività fisica, ovviamente, chiamiamoli stili di vita, hanno un impatto determinante nel rallentare ed arginare questo invecchiamento cellulare precoce. Quindi capite bene, insomma, che la responsabilità che chi a terra produce i pasti inizia ad essere una responsabilità abbastanza impattante. Vi faccio vedere, insomma, rapidissimamente quello di cui vorrei discutere e trattare. Che cosa significa fare il cuoco oggi in primis? Fare il cuoco oggi significa ricoprire un ruolo di estrema responsabilità. Ho messo 3 immagini, una del cuoco che sta lavorando all'interno della sua cucina e che quindi sta scegliendo cosa fare. Oggi l'effetto farfalla non è più una cosa nascosta, sappiamo tutti, insomma, che ogni nostra azione ha dei risvolti che possono essere positivi o negativi. L'abbiamo vissuto, ai noi, e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Il cuoco oggi, visto e considerato che sempre più persone mangiano fuori casa, a parte, diciamo, questi 2 anni recenti dove abbiamo mangiato a casa, ma si è amplificato, se vogliamo, il servizio del delivery. Quindi di base una persona eh, si trova fiducia, deve trovare fiducia in quella persona che manipola, che sceglie, che manipola, che lavora il cibo e che lo conserva e che poi lo consegna all'interno delle nostre case o sopra il tavolo dove le persone si siedono al ristorante per mangiare. Quindi questo per farvi comprendere che il ruolo del cuoco oggi è determinante, lo è sempre stato, ma oggi ancora di più, considerando anche che fortunatamente la consapevolezza alimentare sta crescendo. In definitiva, il cuoco rappresenta quello che può essere definibile un veicolo di benessere. Si va molto più frequentemente al ristorante anziché andare magari dal nutrizionista. Ecco che relazionarsi con figure medico-scientifiche ci aiuta anche a fare quelle azioni più aggiornate sotto il profilo medico-scientifico da attuare nei piatti, nelle proposte che noi poi andiamo a servire. Quindi la collaborazione e l'aggiornamento costante è determinante. Da dove si parte? Si parte da quella che è la scelta, cioè scelta della materia prima, ma non solo, scelta anche del metodo di lavorazione, del metodo di conservazione che vedremo successivamente. Quindi il potere della scelta, saper scegliere oggi correttamente è la vera sfida. Imparare a scegliere correttamente gli ingredienti e ancora prima di chiamarli ingredienti li chiamerei nutrienti. Significa anche far nostri dei concetti che sono propri del mondo medico-scientifico, ma ripeto, devono entrare nelle cucine. Sapere come sono composti gli alimenti, come si comportano i nutrienti, non solo ad esempio i macronutrienti come i grassi, le proteine, i carboidrati, ma sapere anche come si comportano i micronutrienti, quindi vitamine, sali minerali e tutto quello che fa parte soprattutto del mondo vegetale e che nel momento in cui noi lo lavoriamo in qualsiasi modo subisce delle variazioni. Quindi l'obiettivo primario deve essere quello di scegliere la materia prima di qualità, ma far subire a questa materia prima dei processi
che tendano a preservare il più possibile i valori nutrizionali di partenza, in modo tale che alla fine del gioco il mio commensale si trovi effettivamente quello che lui si aspetta all'interno del proprio piatto. Quindi agire molto su quelli che sono i concetti di sicurezza. Ovviamente la sicurezza alimentare sotto il profilo sanitario deve essere un caposaldo di tutto il processo che avviene all'interno delle nostre cucine, sia essa una cucina professionale, sia essa la cucina casalinga. Capire bene quali sono i benefici che può apportare quel determinato alimento che io sto mettendo all'interno delle mie ricette, dei miei piatti, dei miei menù. E quali sono anche i valori. L'ho chiamato ho voluto inserire questa parola al plurale, non al singolare, perché non voglio solo dare un valore economico alla mia pietanza, ma oramai i valori sono anche quelli legati ad esempio alla sostenibilità. Scegliere un alimento significa anche scegliere di premiare una filiera. In funzione di quello che io acquisto vado a dare fiducia a tutto quello che c'è dietro il processo di produzione e di realizzazione di quel determinato prodotto. E qua apro e chiudo una parentesi per chi ci sta ascoltando dalle aule di scuola, soprattutto insomma il mondo delle scuole alberghiere. Non facciamoci prendere perché lo so, quando entreremo nel mondo del lavoro ci saranno ovviamente delle accortezze da avere, soprattutto sotto il profilo economico. Non facciamoci prendere la mano dal prezzo più basso. Molto spesso vedo quando vado a fare le consulenze che arriva l'agente di commercio che propone i suoi prodotti, lascia lì il suo catalogo, se ne va. Quando ci sono le idee chiare, si fa un controllo, un check sul catalogo e si selezionano i prodotti che hanno il prezzo minore e poi si fa l'ordine. Ecco, non deve funzionare così. Premiate anche l'agente di commercio, il rappresentante che si prende la briga di sedersi e di spiegarvi che cosa c'è dietro i prodotti che lui vende. Quindi approfondiamo il tema della materia prima, della filiera e soprattutto cerchiamo di valorizzare tutto quello che insomma, Madre Natura ci offre all'interno del nostro bel paese e cerchiamo di valorizzare soprattutto i nostri prodotti. Quantità, questo è un altro tema fondamentale, ne parlavo prima con Daniele Nucci arrivando qui a piedi. La NASA mi mette l'obbligo di mettere all'interno dei prodotti che io realizzo per gli astronauti un massimo di 0,5 grammi per porzione. Stop. Vi faccio una domanda: quant'è una porzione? Abbiamo tantissimi dubbi legati a quello che può essere una porzione di cibo. Quanto dovrei mangiare io? Quanto, ad esempio, io da referente del settore, quanto cibo dovrei mettere sul piatto? Quanti grammi di proteine? Quanti grammi di carboidrati? Quanto grasso? Andiamo un po' a sentimento se vogliamo. Oggi fortunatamente incontrando queste figure ho capito che esistono delle porzioni standard su cui partire, che ovviamente andranno modulate per quanto riguarda maschio, femmina, età, attività sportiva, non attività sportiva, però almeno ho una base su cui ragionare. Come costruire una ricetta quindi? La ricetta va costruita seguendo i concetti di conoscenza della materia prima e conoscenza di ciò che avviene nel momento in cui espongo quella materia prima, ad esempio, ad una fonte di calore. Oggi la scienza anche sotto questo aspetto ci aiuta tantissimo, ci ha fatto comprendere e ci stanno mettendo un po' in allerta sul fatto che troppo spesso produciamo sostanze dannose derivanti da quella che viene definita reazione di Maillard, quindi l'esposizione del cibo ad una fonte di calore. E purtroppo molti di questi elementi sono dannosi per il nostro corpo e per il nostro benessere. L'obiettivo deve essere anche quello di trovare quelli che sono dei sistemi di cottura, io li amo chiamare gentili, soft, che garantiscano comunque il gusto. Io non sto tralasciando l'aspetto edonistico del cibo, quello ci deve essere, altrimenti il nostro ristorante non avrà futuro. La cucina italiana si basa sul gusto e si basa sulle eccellenze anche di carattere organolettico, ma dobbiamo fare attenzione nel riuscire a valorizzare quei prodotti, quelle materie prime
di estrema qualità, stressandole il meno possibile, utilizzando sistemi di lavorazione e di cottura che siano, anche in questo caso parliamo di prevenzione, quindi che siano preventivi nel mantenere il più possibile, in certi casi anche amplificare, aumentare ad esempio l'assorbimento di determinati micronutrienti come i fitocomposti ad esempio. Idem vale per tutto quello che riguarda il sistema di conservazione degli alimenti. Quindi attenzione a come mettere assieme gli ingredienti fra di loro, a come lavorarli, a come cuocerli, a come conservarli, per ottenere quello che io amo chiamare bilanciamento a 360 gradi. Quindi stiamo parlando di un bilanciamento che non riguarda solo il fatto di mettere assieme, seguendo i concetti di porzione standard, gli alimenti fra di loro, ma significa anche un bilanciamento sotto il profilo della lavorazione, della filiera che gli alimenti che noi acquistiamo oramai insomma con tanta cura otterranno e riceveranno attraverso le nostre azioni. Quindi da dove si parte? Io vi voglio far vedere questo schema perché prima o dopo ho già pensato che mi farò il tatuaggio da qualche parte, nel senso che mi sta accompagnando ormai da tantissimi anni. Questo è lo schema, poi verrà spiegato anche da Daniele in maniera più precisa. Mi accompagna veramente da tantissimi anni oramai. È il concetto del piatto unico, lo chiamo io, in realtà in italiano è stato tradotto con il piatto del mangiar sano. Vedete che già qui ho la vita facilitata perché io da referente del settore ho uno schema di base su cui lavorare. Qui già mi stanno dicendo: guarda, caro chef, caro cuoco, tu per comporre un piatto ideale dovresti fare riferimento a queste, diciamo, proporzioni. Quindi io nel momento in cui vado a comporre un menù, ossia messo un piatto unico, ossia una proposta di pausa pranzo, o anche una pizza o un panino, io mi baso su questo schema per cercare di essere più allineato possibile con quelli che sono i concetti aggiornati medico-scientifici. Poi ovviamente ci saranno delle cose da sistemare, come dicevo prima, in funzione di varie variabili come l'età, come l'attività fisica, eccetera. Però se già partiamo da qua facciamo un bellissimo passo in avanti. Quindi vedete che abbiamo una buonissima parte di vegetali, quindi il 50% del mio antipasto dovrebbe essere già composto dal mondo vegetale. Cereali possibilmente integrali, e proteine variate. Le proteine qui vengono definite sane, ma poi nella dicitura si vede che insomma si deve integrare ed inserire, come suggerisce anche la dieta mediterranea, un po' più frequentemente durante le nostre settimane i legumi come fonte proteica. E questo non è uno schema che ci aiuta solo nel comporre e nel mettere assieme alimenti in modo sensato, ma ci aiuta anche nella programmazione del nostro lavoro, sia all'interno della cucina sia all'interno delle nostre case. Faccio un rapidissimo esempio. Se io so che devo cuocere i legumi questa sera, non è che mi vado a scegliere un altro cereale o un'altra fonte di carboidrati che impiega, ad esempio ceci, un'ora di cottura, previa il fatto di averli ammollati, e insomma un'oretta ci vuole. Non è che vado a scegliere un altro cereale che impiega un'ora, magari integrale, che impiega un'ora per essere cotto anche lui. Avrei due fornelli, e poi insomma se siamo in estate diventa tutto ancora più complicato. Vado a selezionare magari un prodotto, visto che ho dei legumi che stanno cuocendo per un'ora, sfrutto quello che dicevo prima, la cottura soft, gentile, il vapore che viene messo dai legumi per cuocere delle patate. Le patate non sono verdure, vanno messe nel mondo dei cereali integrali, quindi quando ho cereali non dovrei avere patate e viceversa, oppure mediare le due fonti di carboidrati. Poi per quanto riguarda gli ortaggi, anche in quel caso, perché no? Insomma, lavorando con cotture combinate appunto e avendo due cestelli per la cottura a vapore, con un unico fuoco riesco a produrre tutti e tre gli elementi del mio piatto unico. Questo è un esempio banale, ma per farvi capire che effettivamente questo schema mi aiuta anche nella programmazione e nell'ottimizzazione dello spreco energetico, dello spreco di tempo e della salvaguardia dei nutrienti di cui parlavo prima. Quindi questo serve per avere delle idee chiare
e applicabili. Quindi lo schema del piatto unico veramente cerchiamo di farlo nostro, e lo schema del piatto unico io personalmente lo utilizzo tantissimo: colazione, spuntino, pranzo, spuntino pomeridiano e cena. È uno schema che mi porto dietro in ogni appuntamento che io ho con il cibo, e basta uno sguardo, perché al di là del fatto che sia un piatto grande composto in quel modo, quello che io vedo sopra la mia tavola, già a primo sguardo capisco se sto esagerando con qualcosa o se c'è la necessità di levare qualcosina e ad esempio aumentare la quantità presente sul mio tavolo di verdura. Allora, a questo punto io vorrei anche farvi un esempio, anche in questo caso, una cosa semplice, banale se vogliamo, però per farvi capire che le risposte si possono trovare. Siamo assaliti dai dubbi, riceviamo informazioni da destra a sinistra costantemente attraverso i social. Oggi sembra che la scienza dica una cosa, domani sembra che sia tutta un'altra. In realtà delle basi solide su cui partire, su cui ragionare, su cui lavorare esistono. Il piatto unico è una di queste basi. La dieta mediterranea è una base inconfutabile su cui ragionare, su cui lavorare. E per darvi questo esempio voglio fare anche un piccolo sketch. Cos'è sto benedetto zucchero? Tutti sappiamo che oggi insomma si sta cercando di divulgare il fatto di ridurre i quantitativi di zucchero, però quanto zucchero? Quale zucchero? Che cos'è sto benedetto zucchero? Come fare per diminuirne il quantitativo? Qual è l'impatto che ha questo elemento all'interno della nostra vita? Stiamo qua oppure andiamo sul telefonino, cerchiamo qualche il dottor Google, qualche informazione? Invece insomma io ho il dottor Nucci, quindi anche per introdurlo alla sua presentazione, vorrei proprio chiederti, Daniele, ci dai qualche input, anche soft, qualche regoletta di base sullo zucchero? Partiamo dal saccarosio, dal classico zucchero da cucina, e soprattutto se è vero sto fatto che dobbiamo ridurlo, e perché insomma la comunità medico-scientifica suggerisce questo. Allora, ho il microfono acceso. Ok, grazie. Intanto buongiorno a tutti e benvenuti a voi e a chi è collegato in streaming. Allora, la questione che mi poni tu sugli zuccheri è una questione molto dibattuta nella scienza e per la quale esistono molte evidenze. Intanto cerchiamo di togliere questo dubbio. Lo zucchero che hai detto tu è lo zucchero da tavola, quello che ipoteticamente mettiamo nel caffè. Gli zuccheri come tali, zuccheri semplici per la precisione, sono dei nutrienti altamente energetici e prontamente disponibili per il nostro organismo. Quindi, mentre mangiando pasta, quel carboidrato, che è comunque uno zucchero più complesso, viene utilizzato più lentamente, lo zucchero da cucina o gli zuccheri semplici più in generale sono pronti all'utilizzo e quindi possono essere utilizzati molto più velocemente. Qual è il problema? Il problema è che gli alimenti che contengono molti zuccheri semplici hanno una densità energetica molto elevata e quindi quando io questa energia poi non la spendo, il rischio è banalmente di aumentare di peso come primo impatto, diciamo. Uno dei primi delle prime colpe degli zuccheri semplici è questo, cioè è quello di aumentare il rischio dell'aumento di peso, scusate il gioco di parole. L'altro motivo è il fatto che gli alimenti che contengono zuccheri semplici, la stragrande maggioranza di questi, hanno anche un impatto come dire, diverso rispetto ad altri sulla glicemia, quindi causano, come dire, delle variazioni metaboliche, per semplificare molto il concetto, che andrebbero invece evitati o limitati il più possibile. Quindi lungi da me dire che lo zucchero o gli zuccheri semplici siano il demonio assoluto. Di certo quello che la scienza dice è che dobbiamo cercare di ridurli il più possibile nella nostra alimentazione. I metodi ci sono, possiamo utilizzare la frutta fresca che oltre a dare la dolcezza che vogliamo ricercare magari in una ricetta,
accompagna questo con anche un contenuto di fibra, quindi riesce a modulare questi effetti che gli zuccheri possono avere. Quindi in definitiva dobbiamo sempre cercare di ridurre il quantitativo di zuccheri semplici nella nostra alimentazione. Un metodo molto semplice è anche quello di leggere le etichette, poi vedremo anche nella mia presentazione un accenno a questo, perché nelle etichette noi abbiamo delle informazioni utili che ci possono far, come dire, scegliere tra un alimento e l'altro. Quindi l'attenzione dobbiamo cercare di porla su queste questioni, senza, ripeto, però mai essere terrorizzati o pensare che se ho mangiato un dolce chissà cosa ho fatto. Bisogna però, come dire, avere la giusta moderazione, soprattutto per alcune tipologie di alimenti. Ora comunque nella mia presentazione cercherò di spiegare ancora un pochino meglio la situazione. Io mi alzo perché non riesco altrimenti a vedere le slide, anzi mi sposto anche forse, sì. Allora, intanto mi presento, anche se c'è scritto qualcosa già nella prima slide. Io sono un dietista, non svolgo prevalentemente attività clinica, ma svolgo attività di ricerca e il mio campo è la prevenzione oncologica, quindi la prevenzione dei tumori, prevenzione primaria e terziaria, ovvero persone sane o con fattori di rischio e persone che hanno già avuto l'esperienza della malattia. Tutti e due questi soggetti sono, come dire, soggetti che possono avere un grande beneficio nell'attuare quelle che sono le raccomandazioni, nel mio caso legate all'alimentazione, ma nel caso più ampio lo stile di vita, perché poi di questo parliamo. Quando diciamo dieta mediterranea non dobbiamo pensare solo all'alimentazione, anche se dieta ci fa sempre pensare a un qualcosa di restrittivo legato solo al cibo. La dieta mediterranea è un concetto molto più ampio, poi la professoressa Maggi ce lo spiegherà molto bene. Quindi io ora focalizzerò l'attenzione sugli alimenti, ma sappiate che c'è molto di più. Allora, andiamo avanti. Questa anche per me è la scaletta, quindi toccheremo 4 punti, a mio avviso, interessanti e fondamentali per quello che è la presentazione di oggi. Quindi la dieta mediterranea e la sua piramide, cosa non può mancare in una dispensa mediterranea, la piramide e il piatto della salute, come questi due strumenti comunicano tra di loro e ci possono aiutare, e poi qual è stata l'esperienza legata al Covid rispetto all'aderenza alla dieta mediterranea. Allora, iniziamo subito con la piramide. Questa piramide è stata realizzata dalle Buone Abitudini e devo dire è un qualcosa di veramente ben fatto, perché ci fa vedere come la piramide, insomma, il motivo per cui la piramide è nata, ci fa vedere in maniera molto schematica, semplice e intuitiva la gerarchia, se così vogliamo dire, degli alimenti nella nostra alimentazione, soprattutto nella distribuzione giornaliera o settimanale di questi alimenti. Come potete vedere da questa immagine, ci sono 3 fasce. Una fascia in cui sono compresi gli alimenti che tutti i giorni dovremmo includere nella nostra alimentazione, gli alimenti che durante la settimana dobbiamo far girare, quindi più volte alla settimana, e qui troviamo principalmente le fonti proteiche. Come Stefano diceva prima, ci sono diverse fonti proteiche e quindi è giusto che queste girino intorno durante tutta la settimana, perché questo dà varietà alla dieta, che è un aspetto fondamentale, ma dà anche varietà di nutrienti e non solo, perché ciò che è contenuto in un alimento non per forza è contenuto negli altri, quindi più alimenti noi inseriamo nella nostra dieta e più abbiamo il pattern che il nostro organismo necessita per svolgere tutte le sue funzioni. E poi ci sono quegli alimenti che dovremmo cercare di limitare il più possibile, proprio perché la scienza, la ricerca scientifica ci ha detto che sono più associati a problematiche legate alla salute. Ma il concetto che deve venire fuori comunque dalla piramide è questo: niente è escluso, ma ci sono delle priorità. Quindi quello che noi abbiamo visto nei primi gradini sono sicuramente le priorità, ovvero quello che è riconducibile un po' al mondo vegetale. La dieta mediterranea è una dieta basata prevalentemente su prodotti di origine vegetale, e dico prevalentemente, non esclusivamente. Questo è un qualcosa di molto importante.
E allora iniziamo da qualcosa che, come dire, la dieta mediterranea trova come uno dei suoi simboli, se vogliamo, ovvero i cereali e in particolare i cereali integrali, perché sappiamo che il mondo dei cereali integrali è quello che dobbiamo preferire. Anche qui non c'è una esclusività, cioè la dieta mediterranea ci dice prevalentemente cereali integrali perché apportano fibra, quindi non solo, ma apportano fibra e quindi insieme a verdura, frutta e legumi contribuiscono al fabbisogno giornaliero di fibra che ognuno di noi dovrebbe come dire, garantire all'organismo. La prima domanda che però mi viene da porvi è: quanti cereali conoscete? Uno, 2, 3, 4, 5, 20? Nessuno? Non lo posso chiedere a loro perché è troppo facile. Una decina. Ah, buona risposta. I cereali, di solito noi siamo abituati a individuarli in grano, riso, mais, a seconda delle zone geografiche, ma questi sono quelli che, come dire, più frequentemente ci vengono in mente quando parliamo di cereali, perché sono anche quelli più comunemente utilizzati nella nostra alimentazione. In realtà i cereali sono molti di più rispetto a 3. E qui ho preparato una slide in cui ne vedete diversi. Ci sono cereali e pseudocereali. Che cosa vuol dire? Pseudocereali significa che quello non è un cereale che botanicamente non appartiene alla famiglia dei cereali, ma dal punto di vista nutrizionale può essere assimilato, perché è una fonte di carboidrati complessi, prevalentemente. Devo dire, gli pseudocereali hanno anche un buon contributo in proteine, perché contengono anche molti degli aminoacidi essenziali, cosa che in alcuni cereali invece scarseggiano. Però ecco, vedete, già qui in questa slide ce ne sono di diversi, quindi anche qua c'è il concetto di varietà. Non sempre il grano, non sempre il riso, ma variare la nostra alimentazione inserendo questa diverse tipologie di cereali e pseudocereali arricchisce inevitabilmente la nostra dieta, sia dal punto di vista nutrizionale ma anche dal punto di vista organolettico. Quindi, prima cosa, ricordiamoci che i cereali sono tanti e quindi possiamo sicuramente goderne appieno. Perché sono importanti? Dal punto di vista nutrizionale i cereali sono una fonte primariamente di carboidrati complessi, di amido, lo zucchero che prima dicevamo che si utilizza molto lentamente, il nostro organismo utilizza molto più lentamente rispetto allo zucchero da cucina che diceva Stefano. Le linee guida nazionali e internazionali ci dicono che più della metà del nostro fabbisogno energetico dovrebbe provenire da carboidrati complessi. Quindi è inevitabile che il cereale debba essere presente tutti i giorni sulla nostra tavola. Il cereale può essere sporadicamente sostituito, come diceva Stefano, dalle patate, che sono un altro alimento, fonte di carboidrati complessi, ma un po' diverso dal punto di vista dei meccanismi metabolici che poi vengono a seguirsi rispetto all'utilizzazione degli zuccheri, però non sono una verdura, quindi li sostituiamo eventualmente a un carboidrato, a un cereale o alla pasta, un derivato. Ma se poi andiamo a guardare bene il cereale, soprattutto il cereale integrale, ci accorgiamo che non è solo una fonte di carboidrati, ma in realtà ci sono delle proteine. Considerate che circa il 29-30% delle proteine della nostra dieta viene dai cereali, nella dieta italiana. Quindi questo ce lo dicono anche le linee guida per la sana alimentazione italiana. Quindi capite che sono una fonte importante anche di questo nutriente. E poi, a seguire, e non meno importanti, fibre, vitamine, minerali e fitonutrienti, composti bioattivi, quei composti di cui accennava prima Stefano, che sono molto interessanti per la ricerca perché sembrano essere veramente un elemento importante per favorire la nostra salute, potenziare la nostra salute. Quindi
un cereale integrale racchiude in sé tutto questo. Spesso però quello che noi abbiamo sulla tavola, ci ritroviamo a mangiare, non è un cereale integrale, ma è un cereale cosiddetto raffinato. Cosa accade quando io vado a raffinare un cereale? Questo, immaginate, è il chicco del cereale. Viene, come dire, tolta tutta questa parte esterna, che vedete è composta da diversi strati, e anche quel nocciolo più giallo che avete visto, che è il germe. Il germe è la parte del cereale dalla quale poi spunterà l'altra piantina, se noi dovessimo seminare, ok? Ed è ricco anche questo, essendo, come dire, una fonte di vita, di nutrienti importanti. Ci sono grassi cosiddetti buoni, grassi insaturi, ci sono vitamine importanti come la vitamina E. Quindi anche questa è una parte fondamentale del chicco che non andrebbe eliminata. Quando noi otteniamo questo, come risultato finale, se pensiamo a delle farine, il risultato è questo qui, diciamo. Partiamo da una farina integrale, che noi riconosciamo anche un po' dal colore, e arriviamo a una farina più raffinata, più bianca, che è la 00. In mezzo ci sono, come sempre nella vita, tante gradazioni, quindi tipo 2, tipo 1, 0, quindi dall'integrale man mano si scala e si arriva alla più raffinata. È chiaro che nell'integrale tutto quello che noi avevamo nel chicco di partenza viene preservato. Il problema qual è? Che, ad esempio, se prendiamo il germe, l'industria tendenzialmente tende a toglierlo perché, essendo ricco di grassi, può portare a uno scadimento della farina molto più veloce, perché i grassi tendono ad ossidarsi essendo insaturi. Ma oggi sappiamo anche che ci sono modalità di lavorazione che ci permettono di ottenere delle farine integrali con tutto quindi il patrimonio del chicco, e garantire anche una conservabilità assolutamente più elevata. Quindi la nostra scelta dovrebbe andare sempre preferibilmente su prodotti fatti con farina integrale o su chicchi integrali, piuttosto che sulla la versione, diciamo, più raffinata. Ma cosa succede quando noi andiamo al supermercato? Al supermercato noi abbiamo di fronte un prodotto, magari abbiamo forse anche un pane che vediamo proprio dalla finestrella, lo vediamo bello scuro, quindi lo identifichiamo come integrale, magari sulla confezione c'è anche scritto integrale. Lì ci dobbiamo credere? Andiamo ad approfondire. Per approfondire cosa dobbiamo fare? Leggere l'etichetta, e dell'etichetta leggere prevalentemente gli ingredienti in questo caso, ok? Perché? Perché negli ingredienti devono essere dichiarati. Quindi io potrei avere un prodotto, pane integrale, con crusca o con farina integrale, entrambi dichiarati integrali, ma se negli ingredienti io leggo crusca, significa che è stata aggiunta ad una farina diciamo precedentemente raffinata. Se io invece trovo farina integrale, quella era farina integrale, con le due grandi differenziazioni che vedete qui. Di certo avremo un contenuto di fibra adeguato comparabile con quello della farina integrale, ma ci mancherà in quella con la crusca tutto il patrimonio, o gran parte del patrimonio, in vitamine, minerali, grassi insaturi e fitonutrienti antiossidanti. Quindi questa è l'importanza di consumare cereali integrali e loro derivati, chiaramente. Cosa dice la scienza su tutto questo? Ci dice che il contributo positivo alla nostra salute è sicuramente elevatissimo, quindi abbiamo una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari del 20% in chi consuma abitualmente cereali o derivati integrali. Abbiamo un elevato potere saziante, quindi non è che i cereali integrali fanno dimagrire, il fatto è che mangiare alimenti che contengono più fibra, come i cereali integrali, aumenta il senso di sazietà e quindi ci limita anche nel consumo del cibo, e questo contribuisce a un introito calorico minore e quindi anche a un aumento di peso minore o al non aumento di peso. Migliora la salute del tratto gastrointestinale e del microbiota, cioè di tutto quel mondo di microrganismi che vivono nel nostro colon e nel nostro organismo in generale, e che oggi sappiamo essere diciamo parte
fondamentale per la nostra salute, quindi tenere in salute anche il microbiota è sicuramente un qualcosa di estremamente positivo. Quindi gli effetti positivi del consumo di cereali integrali sono assolutamente evidenti. Passiamo ora all'altro come dire, gruppo fondamentale della dieta mediterranea, che sono la verdura e la frutta. Beh, intanto quest'anno è l'anno internazionale di frutta e verdura, e è l'anno internazionale dichiarato dalla FAO, quindi l'Agenzia delle Organizzazioni Unite, e questo già la dice lunga sulla loro importanza. Qualche anno fa, nel 2016 se non sbaglio, fu l'anno internazionale dei legumi, quindi questo è già come dire, un biglietto di presentazione molto importante per quanto sono fondamentali questi alimenti. Ma io qui ho voluto segnare, diciamo, quei 4 elementi che per me sono fondamentali, legati all'importanza di verdura e frutta, ovvero il loro ridotto valore calorico, cioè mangiare verdura e frutta significa mangiare alimenti che hanno prevalentemente un contenuto di acqua, quindi il loro valore calorico è estremamente basso confrontato con altri alimenti, un potere saziante molto elevato, una ricchezza in fibra, minerali, composti bioattivi elevatissima. Voi immaginate solo che quei colori che voi vedete corrispondono a dei micronutrienti, composti bioattivi presenti nella verdura e nella frutta, e che il nostro organismo ovviamente sfrutta in maniera positiva. Quindi già l'ampia gamma di colori ci fa capire quanta varietà e quanta importanza hanno questi micronutrienti e fitonutrienti. Almeno 5 porzioni al giorno, cioè quello che ci dicono le linee guida è quello di consumare almeno 5 porzioni di verdura e frutta al giorno, che in termini numerici per le linee guida si trasformano in almeno 400 grammi di questo gruppo. Considerate che la porzione standard, che diceva Stefano, della nostra Società Italiana di Nutrizione Umana è di 200 grammi per la verdura e di 150 grammi per la frutta come porzione standard. Quindi avere un'alimentazione ricca di verdura e frutta sicuramente ci aiuta a soddisfare anche questa raccomandazione. E poi sceglierle preferibilmente di stagione, perché quello che appunto vediamo dai dati è che la frutta e la verdura di stagione hanno dal punto di vista organolettico una spinta in più, se così vogliamo dire, e anche dal punto di vista nutrizionale sembrano essere superiori rispetto alle produzioni non di stagione. Di fatto però la parola d'ordine è comunque mangiarle. Questo è un principio dal quale non possiamo scappare. Va bene anche, se è verdura tal quale, in alcune situazioni anche rivolgersi ai prodotti, ad esempio surgelati, ok? Però deve essere verdura tal quale, non la preparazione a base di, perché nella preparazione a base di, se provate a leggere le etichette, vi accorgete che spesso la verdura passa in secondo piano. E soprattutto chi l'ha detto che le verdure sono solo un contorno? In realtà le verdure possono essere, qui ho fatto degli esempi, anche degli snack. Quindi, a mio avviso, non limitiamoci solo ad accompagnare un piatto con la verdura, ma cerchiamo di svincolarla da questo. E ricordiamo anche che, se mai vi fosse venuto in mente, allora io bevo il succo di frutta, e intendo il 100%, non è comunque un sostituto della porzione di frutta. Va, come dire, consumato sporadicamente anche questo, deve essere 100%, ma comunque non può sostituire una porzione di frutta, perché banalmente non ci assicura il quantitativo di fibra, ad esempio, che ci assicurerebbe la frutta, non ci fa masticare, quindi anche la masticazione ha una sua importanza per il centro della sazietà, quindi è importante consumare verdura e frutta intere, come dire. Cosa dice la scienza? Anche qui la protezione sulle malattie cardiovascolari è notevole. Vedete che ad ogni porzione in più nella nostra dieta abituale si riduce il rischio del 10% di ictus, e quindi capite che non è da poco questo dato. E poi anche verdura e frutta contribuiscono alla salute del microbiota, sempre, come dire, per la loro ricchezza in fibre e composti bioattivi. Altro alimento
fondamentali della dieta mediterranea sono i legumi. I legumi, che come prima accennato, sono una fonte proteica, non sono né un primo, non sono un contorno, ma se vogliamo categorizzarli in quello che è il nostro schema tipico, sono un secondo, ok? Se per secondo intendiamo quegli alimenti che apportano prevalentemente proteine. Però, in definitiva, sono un alimento che porta proteine al nostro organismo. E se vedete la prima cosa che ho scritto, il fatto che sono una fonte di proteine e dovrebbero essere affiancate ai cereali, è perché, come dicevo in precedenza, all'inizio, i cereali sono una fonte di proteine sì, ma mancano in molti casi di alcuni aminoacidi cosiddetti essenziali, che però troviamo nei legumi, e nei legumi ovviamente non troviamo alcuni di quelli che sono invece nei cereali. Quindi la loro integrazione, che può essere nello stesso pasto o nella giornata, ok, porta ad avere una qualità proteica assolutamente paragonabile a quella che otterremo con prodotti di origine animale, che invece sono notoriamente fonti di proteine cosiddette di elevato valore biologico. Quindi consideriamo i legumi come un sostituto di carne, formaggi, pesce, ok? Da ruotare nella settimana, come vedete almeno 2-3 porzioni alla settimana. Sono anche questi ricchi di fibre e di micronutrienti, ovviamente portano anche carboidrati a basso indice glicemico, diremmo, quindi a lento rilascio. Hanno un contenuto di lipidi praticamente bassissimo, direi inesistente, a parte la soia se volete, ma i legumi in generale, fagioli, ceci, piselli, fave, hanno un contenuto di lipidi molto molto ridotto. E poi appunto sono fonte di micro e fitonutrienti. Dobbiamo abituarci a consumarli. Prima del dopoguerra in Italia si consumavano tantissimi legumi, che ora sono stati soppiantati praticamente da prodotti a base di carne, da carne o comunque prodotti animali, perché il benessere ha portato anche questo. E poi l'olio extravergine d'oliva. Un grasso importante per la nostra dieta? Abbiamo sempre o comunque spesso sentito dire che i grassi devono essere eliminati, i grassi non vanno bene. Questo, oltre ad essere un retaggio un po' del passato, non è proprio vero, o perlomeno non è sempre vero. I grassi presenti nella nostra dieta dobbiamo saperli scegliere, e sicuramente noi con l'olio extravergine d'oliva andiamo sul sicuro. L'olio extravergine d'oliva rappresenta veramente il simbolo della dieta mediterranea. Ho letto una volta una definizione della professoressa Tricopolo che diceva che la dieta mediterranea è quella dieta che si sviluppa intorno ai paesi che coltivano olivo. Quindi, cioè, per dirvi l'importanza dell'oliva e quindi dell'olio extravergine d'oliva. Quindi, olio extravergine deve essere il nostro grasso da condimento, se volete, preferito, cioè quello da privilegiare. Poi ci sono altre fonti di grassi importanti nella dieta mediterranea, che sono ad esempio rappresentate dalla frutta secca, noci, nocciole, mandorle, che portano comunque grassi buoni e anche lì micro e fitonutrienti. Però se vogliamo pensare a un grasso da condimento, sicuramente l'olio extravergine d'oliva è la scelta giusta. Anche qui io ho veramente sintetizzato le numerose proprietà nutrienti e proprietà che può avere l'olio extravergine d'oliva: grassi buoni, vitamina E, polifenoli, fitosteroli. In realtà ce ne sono altrettanti se non di più, ma ovviamente per brevità era giusto fare una scelta. Cosa dice la scienza? Anche qui gli effetti del consumo di olio extravergine d'oliva, attenzione, sempre inquadrati nella nostra dieta abituale, cioè non bersi olio extravergine d'oliva, ok? Il consumo abituale di olio extravergine d'oliva come grasso di condimento preferito può portare a questi risultati, diciamo così, quindi può portare questi benefici. Ovviamente non saranno i benefici ascrivibili solo all'olio extravergine d'oliva, perché capite che quando io mangio, non mangio solo olio, ma mangio
con l'olio ci condisco le mie verdure, i miei cereali, i miei legumi e via dicendo, quindi è un effetto cumulativo, però alcune ricerche hanno, come dire, evidenziato benefici che possono derivare prevalentemente dal fatto che c'è olio presente, extravergine d'oliva presente nel nostro pasto. Quindi dalla riduzione dell'infiammazione al miglioramento anche delle funzioni cognitive, alla riduzione o stabilizzazione dei grassi a livello ematico. Quindi ci sono effetti positivi che altri grassi non portano. Se io ho un'alimentazione ricca in grassi saturi, che sono prevalentemente presenti nei prodotti di origine animale, non posso aspettarmi questo tipo di effetto. C'è poi anche una health claim dell'EFSA, che è l'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare in Europa, che ha sede a Parma, relativa proprio ai polifenoli dell'olio d'oliva. Loro scrivono perché chiaramente l'olio extravergine d'oliva, come dire, è quasi una prerogativa italiana. Nel mondo viene utilizzato l'addizione olio d'oliva perché è quello che si trova prevalentemente nel commercio, però c'è proprio un health claim relativo ai polifenoli presenti nell'olio e quindi capite è specifico, non è per tutti i grassi, mentre i grassi buoni che si trovano nell'olio come i monoinsaturi si trovano anche in altre tipologie di alimenti, fonti di grassi, e quindi possono vantare più o meno alcune caratteristiche simili. Di fatto, per sintetizzare il tutto quello che abbiamo detto, gli alimenti di origine vegetale sono alla base della dieta mediterranea. Questo è quello che dobbiamo ricordarci e portare a casa, ed è quello che la piramide poi in definitiva ci dice. Quindi, come combinare tutti gli elementi e le regole diciamo della dieta mediterranea per poter poi consumare il nostro pasto? Sicuramente il piatto di Harvard, quindi il piatto del mangiarsano, è uno strumento molto utile perché, come vedete, dà precedenza ai prodotti di origine vegetale, il 50% sono verdure e in parte frutta, il 25%, quindi uno spicchio di questo piatto, è dedicato ai cereali integrali, e le proteine sane sono rappresentate da legumi, carni bianche e pesce in prevalenza. Questo piatto della salute, del mangiarsano, ci aiuta a pianificare i pasti, ma ci aiuta in definitiva a fornire al nostro organismo tutto quello di cui ha bisogno. Occhio, questa è la rappresentazione di un pasto, non vuol dire che noi ad ogni pasto dobbiamo mettere tutto nello stesso piatto. Ci sono delle preparazioni che lo prevedono e sono anche molto gustose, ma il concetto è che sulla nostra tavola devono essere presenti in prevalenza le verdure e poi cereali e proteine sane. Quindi possono essere anche 3 piatti separati, ma il concetto delle proporzioni deve essere più vicino a questo possibile, per poter avere un qualcosa di equilibrato in tavola. Quindi, messaggio: ricerca l'equilibrio ad ogni pasto. Con quello strumento, unito alla piramide della dieta mediterranea che abbiamo visto e quindi alle sue frequenze, il gioco diventa molto più semplice. Ultimissima cosa, abbiamo avuto e tuttora abbiamo l'esperienza del Covid, ma nell'esperienza del Covid totale c'è stata anche l'esperienza del lockdown. E cosa è successo alla dieta mediterranea durante il lockdown? Beh, potremmo sintetizzarla così: è andata bene, ma non benissimo. Cioè, alcuni dati ci dicono che c'è stata un'aderenza maggiore, nel senso che c'è stato uno spostamento verso l'alto del consumo di legumi, verdure, olio extravergine d'oliva. E questo potrebbe farci dire: bene, il lockdown ha fatto bene alla dieta mediterranea. In realtà quello che poi dicono questi dati è che accanto a questo, che tra l'altro si è verificato nello specifico in una popolazione che ha una fascia adulta di età e prevalentemente con un'aderenza elevata già in partenza alla dieta mediterranea, si è accompagnato anche una riduzione dell'attività fisica, un aumento delle porzioni del cibo consumato, un aumento del consumo, soprattutto nei giovani, di cibi cosiddetti ultraprocessati, cioè ricchi in grassi, zuccheri e sale, un aumento del consumo di cibi pronti. Quindi vedete, sì, si è aumentato il consumo di verdura,
ma in realtà tutto questo è stato accompagnato da altri comportamenti molto meno virtuosi. Quindi il lockdown in realtà non ha fatto benissimo alla dieta mediterranea, ma questo è un punto di partenza sul quale dobbiamo lavorare. Perché? Perché sappiamo, ce l'hanno detto tutti, questa è stata una pandemia, non è escluso che ce ne saranno altre in futuro, quindi educare la popolazione anche a questi eventi in merito ai comportamenti alimentari è importante sicuramente, come è importante in generale spendere energie e direi io anche budget per interventi veramente importanti di prevenzione primaria e di educazione alimentare, perché solo così riusciamo a far sì che tutti quegli effetti benefici che una corretta alimentazione può portare si rendano veramente effettivi. Non è una cosa che possiamo vedere oggi per domani, è una questione di anni, ma dobbiamo iniziare, perché siamo come per la sostenibilità ambientale in ritardo, dobbiamo iniziare veramente a puntare molto e per fare questo servono tutte le risorse possibili, umane, finanziarie e culturali. Quindi io vi ringrazio a chi era collegato in remoto per avermi ascoltato. Grazie. E lascio la parola alla professoressa Maggi. Prego. Bene, grazie Daniele e io in questo intervento conclusivo quello che farò è di convincervi che quanto vi hanno detto Stefano e Daniele in maniera così chiara e convincente non è solo la loro opinione, non è che stanno promuovendo la dieta mediterranea come la dieta del giorno, ma dietro quello che vi hanno raccontato loro ci sono veramente decenni di ricerca e c'è una dieta che è millenaria, perché la dieta mediterranea ha una storia lunghissima. E come vedete io lavoro nel settore dell'invecchiamento, quindi mi occupo di promozione della salute nella popolazione anziana e voi direte cosa fai qua, ma naturalmente sapete che per diventare anziani sani bisogna prima essere giovani sani, adulti sani e uno dei pilastri per diventare anziani sani è proprio quello di mantenere durante tutto l'arco della vita una nutrizione sana, uno stile di vita sano e adeguato. Quindi il ruolo della Fondazione Dieta Mediterranea, di cui sono presidente, è proprio quello di informare la popolazione in generale, i giovani soprattutto, che mangiare sano, secondo i principi che vi sono stati illustrati appunto da Stefano e Daniele, è un elemento fondamentale per invecchiare bene. Questa è una versione leggermente diversa di dieta mediterranea, della piramide della dieta mediterranea, che come vedete comunque promuove esattamente tutti gli alimenti, frutta, verdura, consumo quotidiano abbondante e nella punta invece vedete consumo di dolci, cibi conservati, carni rosse in maniera inferiore, tutto quello che vi è stato detto finora, ma aggiunge anche un'altra informazione che è quella della sostenibilità ambientale. Io credo che voi siate molto sensibili al discorso della salute del pianeta e della riduzione dell'inquinamento. Ecco, dovete sapere che la dieta mediterranea è in assoluto nel mondo la dieta considerata più salutare per il nostro ambiente, per mantenere appunto ridurre i livelli di inquinamento che abbiamo adesso e per avere un ambiente più sano in cui vivere. Poi componenti sempre della dieta mediterranea che viene intesa come stile di vita, quindi non solo alimentazione, ma vedete che c'è una componente anche che sottolinea il ruolo dell'attività fisica quotidiana
il fatto di consumare i cibi in compagnia, i pasti in compagnia, quindi anche questo aspetto di solidarietà, di convivialità è molto importante. E poi sottolineare la questione di consumare cibi freschi e quindi con il rispetto della biodiversità intesa come cibi di stagione, cibi appunto freschi. Queste sono le descrizioni, le caratteristiche che vi sono già state illustrate molto chiaramente e sottolineo questo aspetto di stile di vita complessivo, quindi non solo nutrizione ma uno stile di vita sano in tutti i giorni. Vi ho detto è una dieta millenaria e qua vi ho riassunto un po' queste fasi storiche che secondo me sono sempre interessanti perché la dieta mediterranea non è rimasta ferma nel tempo, ci sono state delle evoluzioni storiche e passiamo da quella dieta tipica appunto del periodo greco-romano che si caratterizzava per la triade di consumo di pane, olio di oliva e consumo di vino, che erano i tre cibi fondamentali, tre alimenti fondamentali, componenti della dieta originale, che poi si è arricchita durante le invasioni barbariche di cui noi di solito abbiamo una visione un po' negativa. In realtà le invasioni barbariche in Italia hanno contribuito a creare anche la cultura del consumo di pesce, della caccia e della pesca, quindi che sono diventate attività di anche rifornimento di cibi. E poi il concetto dell'orto. Il concetto dell'orto in realtà noi l'abbiamo imparato dai barbari, la coltivazione e il consumo di frutta, di verdura che si trova appunto vicino a dove loro si stanziavano, ha portato alla cultura dell'orto che adesso caratterizza le nostre abitudini. E poi la scoperta dell'America ha introdotto degli alimenti, dei componenti della nostra dieta, quali i pomodori. Adesso uno il pomodoro lo vede come tipico proprio della dieta mediterranea, ma di fatto l'abbiamo importato dopo la scoperta dell'America, così come i fagioli, i peperoni e le patate. Quindi non è una dieta statica, ci sono degli alimenti che sono stati introdotti nel corso degli anni. E un altro simbolo della dieta mediterranea è questo professore di fisiologia americano, Ansel Keys, che è molto importante, ragazzi, perché lui ha una storia molto interessante. Lui studiava negli Stati Uniti i ricchi di Chicago, i businessmen di Chicago, che avevano una nutrizione tipicamente ricca di grassi saturi, erano ricchi, mangiavano secondo quello che era il concetto di allora benissimo, e però avevano dei tassi di malattie cardiovascolari, di infarto molto alti. Quando Ansel Keys è venuto in Italia, e è venuto nel periodo della guerra inizialmente e poi ci è tornato subito dopo la guerra, si è accorto che nell'Italia del Sud la gente praticamente aveva pochissimi casi di malattie cardiovascolari, e lui è stato il primo che ha pensato che possa essere questo fatto di avere una così bassa incidenza di malattie cardiovascolari legato al fatto che questa gente mangia in maniera completamente diversa dall'americano ricco tipico. Perché? Perché nel sud dell'Italia allora mangiavano, come diceva Daniele, soprattutto legumi, mangiavano tante verdure, poca carne, pochi grassi saturi di origine animale. E da lì è partito questo suo concetto di voler studiare
come la malattia cardiovascolare potesse essere influenzata dalle abitudini alimentari, e ha fatto partire quello che si chiama il Seven Country Study, che resta una pietra miliare nella storia del rapporto tra alimentazione e salute. E infatti cosa ha portato a scoprire? Questo è un grafico molto semplice. Voi vedete la barra azzurra che rappresenta la percentuale di calorie che deriva nella dieta dal grasso, mentre la barra gialla è l'incidenza delle malattie coronariche. Vedete che il Giappone ha tutte e due basse, consumano pochi grassi e hanno poca malattia cardiovascolare. Però guardate la Finlandia e Creta, l'isola della Grecia, questi sono i dati del Seven Country Study, quindi negli anni 60. Vedete che hanno entrambi un consumo di grassi abbondante, però vedete che l'incidenza di malattie cardiovascolari è nettamente inferiore in Grecia rispetto alla Finlandia. E questo perché? Perché allora i finlandesi, i paesi del nord Europa, consumavano principalmente grassi saturi, mentre in Grecia già avevano come fonte principale di grassi l'olio di oliva. Per cui questo è stato il risultato che ha portato a tutti poi studi molto più sofisticati che hanno dimostrato come questa caratteristica di consumo di grassi monoinsaturi, poliinsaturi che caratterizzano la dieta mediterranea è protettivo e spiega appunto il beneficio che abbiamo dal consumo della dieta mediterranea. Poi gli studi negli ultimi 50-60 anni sono diventati tantissimi, appunto da un punto di vista metodologico molto sofisticati, ed hanno portato a risultati che vi ho riassunto in questa tabella, in cui non è solo la malattia coronarica cardiovascolare che diminuisce, e vedete la diminuzione del rischio fino anche al 45-50%, ma anche il diabete, il cancro e anche i disturbi cognitivi come l'Alzheimer e la demenza vascolare, le malattie muscoloscheletriche, l'osteoporosi, la sarcopenia, quindi le fratture di femore, e tutte queste patologie croniche che portano all'aumento di disabilità nella popolazione sono effettivamente combattute in maniera molto efficace dall'adesione alla dieta mediterranea. Quindi abbiamo detto ci sono delle spiegazioni, i componenti che sono i grassi tipici dell'olio d'oliva oppure dei legumi, degli elementi della dieta mediterranea, il consumo di fibra e tutti quei micronutrienti come vitamine e minerali che messi insieme portano a questo beneficio, a questo impatto benefico. Però se noi li prendiamo singolarmente, quindi come integratori, non hanno lo stesso effetto. L'importante è proprio che vengano consumati come cibi e in combinazione, come spiegava benissimo Stefano all'inizio della sua relazione. Quindi non illudiamoci che la pillolina di grassi buoni o la pillolina di vitamine ci serva, ma è molto molto più efficace invece avere un'adesione ad una dieta come è stata descritta appunto dai relatori precedenti. Cos'è successo quindi dopo che Ansel Keys ha pubblicato questi dati che i paesi del nord Europa avevano queste patologie più frequenti perché non mangiavano bene? Loro hanno imparato a mangiare bene e noi abbiamo cominciato invece a mangiare peggio, per cui l'adesione ai principi della dieta mediterranea purtroppo è aumentata nei paesi non mediterranei
e noi, la Grecia e la Spagna, che siamo la culla dei prodotti della dieta mediterranea, ci siamo sempre di più allontanati, ed è per questo che noi cerchiamo di fare cultura e di creare una maggior sensibilità a questo aspetto appunto salutistico. Salutistico, come vi dicevo prima, non solo per quanto riguarda la nostra salute individuale, ma la salute del pianeta, e questo è un argomento che ormai leggete ogni giorno sui giornali. È importantissimo trovare il modo per diminuire l'inquinamento del nostro pianeta, perché non potremo andare avanti in questo modo. E vi ho scritto qua: la dieta mediterranea è più sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto a tutte le altre diete che vengono presentate come diete salutari e come diete da seguire, proprio perché pone l'enfasi sulla biodiversità, sulla stagionalità e quindi sul consumo di alimenti freschi. Per cui la valutazione e lo sviluppo di modelli di dieta sostenibile richiede che voi, noi, i politici, gli economisti e tutti veramente ne diventiamo consapevoli e collaboriamo per promuovere questa tematica della sostenibilità. C'è questa terna dieta, ambiente e salute, quindi, che è stata definita il trilemma più moderno, più attuale di cui ci possiamo occupare, e quindi l'adozione del modello dietetico più sano comporta contemporaneamente anche un miglioramento dello stato di salute e il basso impatto ambientale, perché promuove e ottimizza le risorse naturali. Purtroppo ci sono dei dati a livello mondiale preoccupanti. Qua vedete per esempio il consumo di carne in paesi in via di sviluppo, come per esempio o paesi emergenti come la Cina, in cui invece sta esplodendo la richiesta di prodotti animali, di consumo di carne. Questo ha un impatto terribile sull'ambiente e quindi è un argomento che è diventato di priorità quando si parla di salute globale. Questo sembra complicato, ma è semplicissimo. Le 4 colonne rappresentano alcuni indicatori di inquinamento ambientale, e vedete come i prodotti elencati in verde siano tutti spostati sulla sinistra della colonna, che vuol dire che hanno il minor impatto su questi indici di inquinamento, mentre purtroppo la carne rossa, che è la carne appunto di provenienza dei ruminanti, che abbiamo detto la dieta mediterranea non esclude, però raccomanda di consumare in maniera inferiore rispetto alle carni bianche o rispetto a tutti gli alimenti di origine vegetale, ha invece un impatto più spostato alla destra della colonna e quindi un impatto più negativo sull'ambiente, e infatti contribuisce all'emissione di gas serra in maniera molto più importante, per cui si sta lavorando molto in questo settore. Allora ragazzi, io credo che le 3 relazioni di oggi vi abbiano dato un'idea che le conoscenze su cosa mangiare per mangiare bene e per stare bene non solo come individui ma come società, e quindi contribuire al benessere del pianeta, le conoscenze ci sono e occorre solo la volontà di metterle in pratica nelle nostre abitudini quotidiane e di aumentare la sensibilizzazione di tutti, dei vostri genitori, dei nostri compagni, di tutti i nostri politici, di tutti quelli che sono responsabili appunto del benessere sociale in generale. Vi ringrazio per l'attenzione.
Allora, sì, non so se ci sia tempo, c'era qualche domanda e quindi da parte vostra ovviamente e poi se si riesce anche ad ottenere qualche domanda in riferimento a quelli che ci stanno seguendo in streaming, in differita, potrebbe essere interessante. Quindi rimaniamo qui per quello che viene definito il question time e abbiamo un gelato disponibile per poter sentire. Ecco qua, Gelato non abbiamo la disponibile. nostra fantastica Valletta. Riuscite a sentire? Ah, ok, Prego. perfetto. Allora, buongiorno, rompo io il ghiaccio così magari poi anche i ragazzi prendono un po' di sicurezza. Intanto ringrazio i relatori per i loro interventi assolutamente interessanti. Ho in particolare una domanda per il dottor Polato perché ho trovato affascinante la questione del cibo per l'ESA, sinceramente. Eh, quindi, da quello che ho capito, chi lavora nello spazio subisce un invecchiamento cellulare precoce, quindi un maggiore stress ossidativo, da quello che si capisce. Quindi cosa mangiano loro? Quali sono gli alimenti che un professionista prepara per chi fa questo tipo di attività di tipo scientifico? Grazie. Allora, grazie a lei per la domanda e grazie per aver rotto il ghiaccio. Spero che poi i ragazzi si stiano preparando altre domande interessanti. Allora, sì, correttissimo tutto quello che ha detto. Insomma, in principal modo l'azione preventiva anti-invecchiamento, anti-aging che deve avere il cibo che sta assumendo l'astronauta è fondamentale. Quindi ci deve essere la presenza di tutto quello di cui abbiamo parlato. Adesso io non voglio banalizzare e sembrare quasi ovvio, però per produrre i pasti per gli astronauti noi cerchiamo, ma queste sono anche le direttive che derivano dai nutrizionisti direttamente dell'ESA, è quello di un'aderenza a quella che è la dieta mediterranea, un'aderenza a quello che è il concetto del piatto unico e lì per piatto unico consideriamo veramente piatto unico perché c'è anche un problema legato alla fruibilità, no? Quindi se io trovo tutto all'interno della mia busta, perché li mangiano direttamente da delle buste di cibo o reidratato o riscaldato, e quindi per comodità trovano tutti quei macronutrienti di cui abbiamo parlato dentro un unico pouch, un'unica busta. Poi ovviamente ci sono anche le eccezioni di chi ha più tempo, ad esempio il fine settimana anche loro hanno un po' di tempo in più, quindi si possono fare come facciamo noi, insomma l'antipasto, il primo, il secondo, il dessert. Però di base, soprattutto durante la settimana, hanno questi pasti già precomposti, preparati e con cui insomma mangiano in maniera molto rapida, veloce e agevole. La cosa determinante, ancor più rispetto a quello che vale per noi sulla Terra, diventa il metodo di trattamento di quegli alimenti, perché stiamo parlando di un ambiente dove non è che abbiano il frigorifero, il congelatore, tirano fuori il prodottino fresco, se lo cucinano, se lo mangiano. Tutto deve essere pretrattato a terra, spedito, viene scaricato e disposto in un modulo che viene adibito a dispensa, non refrigerato né nulla. Quindi è tutto cibo che deve essere conservabile per lunghi periodi e i diktat, diciamo, i paletti della NASA sono 24 mesi. Quindi alimenti o disidratati preventivamente, sempre sfruttando tecnologie innovative che permettono di salvaguardare i nutrienti, la liofilizzazione ad esempio è uno di questi, che lavora a freddo, quindi non crea stress termico legato alle alte temperature degli alimenti, viene utilizzata anche in farmacologia per creare ad esempio prodotti di sintesi altamente nutrienti e termostabilizzazione, quindi stabilizzazione termica degli alimenti, quella che comunemente chiamiamo sterilizzazione. Ovviamente non vengono sfruttate delle temperature eccessivamente alte perché danneggerebbero tutta la parte ad esempio di vitamine. Consideriamo che già da 40 gradi, la più sfortunata, forse anche l'esempio sbagliato, la vitamina C già inizia a salutarci, quindi immaginiamoci se arriviamo a sterilizzazione a 121 gradi per mezz'ora degli alimenti, cosa troviamo alla fine. Invece insomma si sfruttano piuttosto le alte pressioni durante il trattamento e si cerca di ridurre la temperatura per salvaguardare il più possibile e garantire all'astronauta micronutrienti che abbiano quell'efficacia antiossidante e antinfiammatoria. Prego. Dai.
Ok. Volevo chiedere, sono Emma e volevo chiederle se c'è una motivazione, se quando magari la sera ci stiamo rilassando e guardando un film, il perché ci venga magari voglia di mangiare qualche cosa di dolce o comunque di fare uno snack dopo anche aver cenato. Penso sia per te. Giusto per Nucci o per la dottoressa, insomma. Per me? Ok. Allora, scusami che stavo guardando la regia e ho perso un po' la domanda. Quindi se si può fare uno snack dopo aver mangiato, mi chiedevi? No, La sera. Allora, sì, dipende sempre dal tipo di snack. la domanda era un'altra, Daniele, però, eh? Beh, Questo desiderio. ah, ok. Beh, i meccanismi possono essere tanti implicati. Il primo che mi viene in mente è che magari durante la giornata non si è, come dire, soddisfatto appieno il nostro fabbisogno, quindi ehm, c'è ancora dello spazio. E l'altro è che magari abbiamo sbagliato, sbagliato tra virgolette, ehm, la composizione dei nostri pasti, quindi non lo so, potremmo aver fatto un pasto troppo abbondante di zuccheri semplici e questo può portare ad aver fame anche dopo aver mangiato, dopo poco tempo aver mangiato. L'altro c'è il fatto che davanti alla televisione, come dire, uno perde un po' la cognizione di quello che sta facendo, soprattutto se l'argomento che sta guardando è interessante, e quindi il mangiare non è tanto un mangiare per fame, perché sento la necessità di farlo, ma quanto un accompagnamento a quello che sto guardando. Quindi questo tra i tre è diciamo, il comportamento più sbagliato, se vogliamo, perché non ti fa rendere conto effettivamente dell'azione di ciò che stai mettendo al tuo interno come alimenti. Poi chiaramente un conto è se sto guardando la televisione e sto sgranocchiando una carota, un conto è se guardo la televisione e mangio una vaschetta di gelato. Quindi anche questo c'è da dire, quindi anche la scelta poi di cosa mangiare davanti alla televisione può essere determinante. Però ripeto, i meccanismi che entrano in gioco possono essere veramente, veramente tanti. La cosa migliore sarebbe evitare, proprio per non perdere il controllo su quello che sto mangiando. Di fatto, se mi riferisco a uno snack che sia una verdura cruda o un frutto, sicuramente miglioro quello che sto facendo. Posso fare una domanda io come risposta? Beh, perdonami, tu questa cosa del fatto di arrivare dopo cena guardando la TV e sentire la necessità di mangiare qualcosa di dolce, la vivi come un possibile danno per la tua salute? Ti sembra una cosa negativa o cioè, la domanda deriva dal fatto che comunque la percepisci come una sorta di problema o no? Sì, perché Ok. se frequentemente faccio questa cosa, secondo me posso creare dei danni alla mia salute. Ok, allora iniziamo anche a provare a fare qualche attività che ci possa servire nella nostra quotidianità, perché è sempre bello fare eh, grandi discorsi, portare insomma quelle che sono le novità scientifiche, eccetera, ma se poi torniamo a casa e ricominciamo a fare quello che facevamo ieri, poco cambiano. Sì, ho acquisito delle informazioni, ma non le sto mettendo in pratica. Evita di acquistare gli snack che solitamente la sera ti piace mangiare. Adesso, per carità, non voglio passare direttamente alla carotina cruda, ma magari frutta secca può essere un accompagnamento del cioccolato, magari che non sia 30% cacao, ma magari un pochino di più. Ecco che insomma, riusciamo a modulare pian pianino perché non dobbiamo passare di palo in frasca. Se ieri facevo questo, domani faccio completamente un'altra cosa. Cerchiamo di modificare quelle cose che sono modificabili. Cioè avere il concetto del piatto unico in mente o schematicamente attaccato al frigorifero, cioè non è che dobbiamo rinunciare alla pasta dall'oggi al domani, anzi non dobbiamo rinunciarci mai, cioè dobbiamo semplicemente modulare le quantità dei vari alimenti che noi costantemente e quotidianamente probabilmente mangiamo. Quindi, piccole azioni quotidiane, iniziamo dalla colazione, iniziamo da lì.
Iniziamo da quello che secondo noi può essere il problema risolvibile nell'immediato. Io avevo una domanda riguardo all'argomento verdure e legumi. Se a una persona magari non gli piacciono molto le verdure, potrebbe sostituirle con i legumi? Allora, ho il microfono acceso, ok. Allora, no, nel senso che, come abbiamo visto prima, verdure e legumi sono, come dire, appartengono a due gruppi diversi, sia per meramente le calorie che apportano l'uno rispetto all'altro, sia per i nutrienti poi che apportano effettivamente. Quindi sostituire l'uno con l'altro sicuramente non è la strategia migliore. Nel mondo delle verdure, nel panorama delle verdure, è possibile che ci sia qualche verdura che ci piaccia. Nel senso, le verdure sono talmente tante, adesso non so nel tuo caso specifico, c'è una verdura che ti piace o una o due verdure che ti piacciono in particolare rispetto ad altre? Beh, sì, ma magari non mi verrebbe più spontaneo mangiare, non so, dei legumi al posto delle verdure, ma non so se questa cosa sia sana o no. No, allora, ecco, mangiare legumi al posto delle verdure, no sicuramente, perché non sono, ripeto, nutrizionalmente parlando non sono la stessa cosa. Sicuramente continuo a mangiare legumi perché è una sana abitudine, però se tra le verdure, posso dirti adesso, verdure intendo broccoli, finocchi, la zucca, il pomodoro, via dicendo, ci sono alcune verdure che ti piacciono, intanto mantieni quelle, però il mio suggerimento è sempre quello di provare ad assaggiarle. Sicuramente alcune ne avrai assaggiate e non ti piacciono, ok? E lì sul gusto non possiamo assolutamente metter bocca. Però immagino che possano esserci delle verdure che tu ancora non hai assaggiato e quindi un tentativo io lo farei, perché bloccarsi, come dire, alle verdure non mi piacciono in generale, poi ti limita molto, perché in realtà ci sono tantissime verdure, quindi provare un gusto nuovo magari può rivelarsi positivo e quindi aggiungere quella verdura a già quelle 3, 4, 5 che ti piacciono e quindi a portare avanti sia il consumo di verdure che di legumi parallelamente e non in sostituzione l'uno dell'altro. Ok, grazie. Misti, forse non è attivato. Sì. E i piatti misti con verdure e legumi, che magari qua in Veneto non è così frequente, come invece in Puglia o nelle regioni del sud ci sono delle ricette splendide in cui si combinano ceci, fagioli, legumi con verdure tipo finocchi, tipo queste altre. Questa è un'alternativa, una strategia. Assolutamente. Buongiorno, volevo capire il ruolo dei latticini nella dieta mediterranea, se veramente serve introdurne tutti i giorni lo yogurt e tutto il resto. Grazie. Questa è una domanda molto attuale, perché ci sono state delle pubblicazioni che hanno portato a dei suggerimenti sbagliati, ossia quelli di escludere completamente latte e latticini. Allora, è vero che con l'avanzare dell'età aumenta l'intolleranza al lattosio e se uno è intollerante chiaramente lo evita, però è anche vero che il consumo, per esempio, di yogurt, dove il lattosio è già digerito, può essere un'alternativa importantissima al consumo di latte. E da un punto di vista medico l'esclusione dei latticini è gravissima, perché adesso noi vediamo in ragazze di 18-20 anni tassi di osteopenia e di osteoporosi, cioè la perdita proprio a livello scheletrico, che prima vedevamo solo nelle donne in postmenopausa. Quindi c'è stato un atteggiamento davvero troppo drastico di abbandono. I latticini fermentati sono un'alternativa
utile e importantissima, e quindi secondo le raccomandazioni appunto attuali non andrebbero esclusi dalla dieta quotidiana. Faccio una ulteriore, mi aggancio alla professoressa rispetto ai latticini che spesso vengono, come dire, nominati solo per l'apporto di calcio, e viene detto, beh, ma non solo i latticini hanno il calcio, anche nella verdura c'è il calcio. Sì, anche nella verdura c'è il calcio. Il problema è che il calcio presente nei latticini, latte o derivati come yogurt ad esempio, è un calcio molto disponibile, quindi il nostro organismo lo utilizza praticamente, diciamo, al 100% per velocità, mentre il calcio contenuto nei vegetali è limitato nella sua disponibilità, perché ci sono delle componenti presenti nella verdura che, come dire, lo catturano e non lo lasciano essere così disponibile. Quindi non possiamo paragonare il broccolo al latticino, per quanto il broccolo o le mandorle, per quanto possano avere calcio, perché comunque non riusciremo a soddisfare il nostro fabbisogno per questi motivi. Quindi avere un'alimentazione nella quale i latticini, nelle giuste misure, e quelle espresse dalla dieta mediterranea e dalla piramide, sono appunto quelle che scientificamente al momento ritenute valide e con evidenze, mantenerli nella nostra alimentazione è sicuramente la scelta migliore che possiamo fare, anche da questo punto di vista. Ci sono altre domande? Una domanda da Zoom ci arriva da Federica. La pandemia ha provocato un aumento dello stress e dell'ansia che hanno portato ad un incremento della ricerca di comfort food come strategia per sentirsi meglio psicologicamente, e non sappiamo quanto queste abitudini alimentari che abbiamo assunto si siano consolidate. Sarebbe importante coinvolgere esperti di salute mentale. È più una considerazione che una domanda. Lascio a voi. Grazie. Sì, dal mio punto di vista sono perfettamente d'accordo. Il problema della pandemia e del lockdown in particolare, che è stata una limitazione delle nostre libertà e quindi un fattore di stress molto importante, ha portato queste conseguenze che non sono poi solo sul piano appunto alimentare, ed è giusto affrontare magari in altre occasioni il punto di vista anche della salute mentale, quindi avere degli esperti anche che trattano questi argomenti, perché siamo, ripeto, un tutt'uno, quindi non possiamo come dire, vederci sempre a compartimenti stagni. Oggi noi abbiamo affrontato la questione della dieta mediterranea dal punto di vista prevalentemente degli alimenti, anche se la professoressa ha affrontato il problema della sostenibilità ambientale e quindi legato comunque alla dieta mediterranea, ma certo il cibo ha anche un risvolto psicologico e viceversa, la psiche ha un risvolto sulle nostre abitudini alimentari, quindi la considerazione è assolutamente valida per quel che mi riguarda. Stop. C'è un'ultimissima domanda e poi andiamo alle conclusioni. Grazie. Vorrei sapere, per quanto riguarda l'argomento della cucina verticale, di che cosa si tratta? L'argomento della cucina verticale, grazie per la domanda innanzitutto. È un concetto che mi piace, perché io vedo, vabbè, innanzitutto cucina verticale perché un po' guarda verso l'alto e vado, e vado nello spazio con la cucina, però a parte questo, la cucina verticale è legata alla contestualizzazione dello status quo della popolazione odierna. È una cucina che non si adegua a quelle che sono le abitudini, gli stili di vita rispetto anche ai cambiamenti, no? Adesso è arrivata una considerazione dove il fatto di essere in lockdown ha comunque modificato il nostro stile alimentare. Ecco, la cucina deve viaggiare sulla linea del tempo, però essendo consapevole del fatto che cambiano le abitudini.
Quindi una cucina costantemente aggiornata, una cucina che faccia riferimento a quelle che sono le vere necessità contemporanee dell'essere umano che si rivolge al mondo del food. Quindi il concetto di cucina verticale è proprio legata al fatto di essere centrata nel qui e ora rispetto invece a quelle che possono essere le abitudini che ereditiamo dai nostri genitori e dai nostri nonni, no? Cioè, mia nonna mangiava in un determinato modo, oggi vuoi per lo stress, vuoi per le attività anche lavorative e comunque i ritmi diversi che ci sono, ecco, la cucina si deve anche calare in tutto questo, non solo per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale, ma anche per quanto riguarda l'aspetto produttivo. Non c'è più la possibilità, come succedeva per mia nonna, di dedicare da quando si alzava a quando andava a letto praticamente tutto il suo tempo alla preparazione dei pasti per tutta la famiglia. Oggi abbiamo necessità di stringere un po' i tempi, cuciniamo sempre meno, addirittura stanno nascendo le prime case senza cucine, quindi anche in questo caso c'è la necessità di essere flessibili e di essere resilienti rispetto a quello che è lo stato attuale delle abitudini legate proprio agli stili di vita. Ok, chiudiamo con l'ultima domanda che è arrivata dall'Istituto Kennedy di Monselice. È grave cenare tardi di sera, per esempio alle 23? Allora, è grave, non mi esprimo sul termine grave, sicuramente non è indicato per un numero anche qui elevato di questioni, uno tra i quali, che è attualmente molto studiato, è il ritmo circadiano del nostro organismo, quindi diciamo il nostro organismo segue un po' il ritmo del sole, ok? Quindi cenare così tardi va un pochino a sfasare questo ritmo, sembrerebbe perlomeno, ripeto, sono studi in atto che però danno sempre più evidenza di questo fattore, e quindi andare a sfasare, quindi andare a disturbare questo ritmo, poi si può in qualche modo tramutare in disturbi che possono essere i disturbi del sonno, ma anche quello dell'aumento di peso, perché questo comporta anche uno squilibrio dal punto di vista ormonale, quindi ci sono questioni metaboliche che vengono, come dire, un po' scombinate e di fatto sarebbe meglio rispettare quanto più possibile il ritmo biologico del nostro organismo. So che in alcuni casi non è facile, un esempio tipico sono coloro che lavorano a turni, quindi chi lavora di notte. Chi lavora di notte ha spesso questo problema dei turni, dei pasti, degli orari dei pasti un po' che si allontanano da quello che è il ritmo fisiologico, e in molti casi si mostra un aumento ad esempio del sovrappeso, dell'obesità in questa tipologia di soggetti. Però ripeto, questa è una delle possibili spiegazioni ed è attualmente allo studio da parte dei ricercatori. Di certo l'altro fatto è che mangiare alle 23 e andare subito a letto o poco dopo a letto non è buono neanche per il processo digestivo che è in atto, e se vogliamo anche, visto che mi occupo anche di questo, per il possibile reflusso che può esserci del cibo dallo stomaco all'esofago, quindi alle prime vie del tratto digerente. Quindi diciamo che il consiglio sarebbe consumare i pasti il più possibile tra le 19 e le 20. Adesso non voglio dare orari perché però insomma questo sarebbe la cosa migliore. Non so se Assolutamente sì, per motivi sia tutti questi che hai elencato, ma anche per il benessere psicologico, perché questo porta a disturbi del sonno, della digestione, di tutto, e quindi con una ripercussione anche negativa sul nostro benessere psicologico. E aggiungo anche i benefici che arrivano a noi cuochi, nel senso che se voi mangiate prima, noi andiamo a casa prima, finiamo prima, siamo più sereni e il giorno dopo lavoriamo meglio. Quindi un'abitudine che a 360 gradi fa bene a tutto. Ok, noi siamo costretti a chiudere per una questione di tempi. Stanno arrivando altre domande in diretta streaming.
fate riferimento alla mail lebuoneabitudini.despar@gmail.com, inviatecele, noi vi risponderemo, anzi i relatori vi risponderanno attraverso noi. Grazie mille a chi è Grazie collegato. Grazie a tutti, grazie a chi era collegato e grazie a voi che siete stati qui presenti. Cosa rende un paese straordinario? I suoi monumenti, la sua arte, le sue città specchio della sua storia. L'Italia è piena di bellezza. La possiamo ammirare e possiamo immergerci. Ma forse niente la racconta meglio dei suoi profumi e dei suoi sapori. Perché l'italianità si scopre veramente solo quando la vivi per intero. Sfiora la memoria e i sensi. Diventa quasi tangibile in un bicchiere di prosecco immersi tra le colline o in una pizza sfornata all'ombra del Vesuvio. L'odore e il gusto ci riportano nei luoghi in cui sono stati creati e di cui ne difendono fieri il nome e l'appartenenza. Ci raccontano il legame più intimo tra gli uomini, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere guardiano della nostra storia. Sono l'eredità di tradizioni secolari che rivivono incastonate dentro antichi gesti sapienti, nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi, mentre ci sussurrano del futuro, che ben custodito dentro i nostri prodotti, porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. What is it that makes a country extraordinary? Its monuments? Its art? Its cities reflecting its history? Italy is bursting with beauty. Beauty you can admire, beauty you can immerse yourself in. But nothing tells the Italian story more than its tastes and aromas. An essence you can only discover when you live it fully. An essence that awakens memory and all the senses, becoming almost tangible in a glass of Prosecco surrounded by the hills. In a pizza, fresh out of the oven at the foot of Vesuvius, taste and aroma transport us to the places where they were created. To the names and origins we proudly protect. They evoke the intimate connection between humankind, enchanted lands, and majestic cities. They are the guardian of our history, the heritage of traditions dating back centuries, living on in the age-old skills repeated by new generations, telling us who we are today while whispering to us about the future, encapsulated in our products and carrying our greatest art, the art of living. And there is no greater value worth protecting, nor better product worth exporting. Cosa rende un paese straordinario? I suoi monumenti, la sua arte, le sue città specchio della sua storia. L'Italia è piena di bellezza. La possiamo ammirare e possiamo immergerci. Ma forse niente la racconta meglio dei suoi profumi e dei suoi sapori. Perché l'italianità si scopre veramente solo quando la vivi per intero. Sfiora la memoria e i sensi. Diventa quasi tangibile.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Robert Piattelli e sono il co-founder di BTO Educational e il coordinatore scientifico della parte del palinsesto del World Tourism Event. Quello che ora facciamo una ventina di minuti è con Assisi, si collega il responsabile dell'ufficio turistico, tra le altre cose, tra le sue responsabilità, che è Giulio Proietti, e mi fa piacere fare con lui qualche riflessione e se riusciamo a trovare dei paralleli fra Padova e Assisi. Padova, anzi Assisi, ha un grande attrattore che è il santo, che è San Francesco, ha un altro grande attrattore che si chiama Giotto e qui c'è un altro santo, è sempre Giotto, per cui vediamo un attimo di capirci. Ciao Giulio! Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Giulio. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Tu purtroppo non credo che tu possa vedere questa sala così bella, perché non so se Assisi vede delle sale così belle. Sì, vedo parte della vostra sala, vedo te, vedo una parte della platea e sì, posso dire che anche qui ad Assisi e in Umbria in generale abbiamo sale sicuramente accoglienti e anche prestigiose e ricche di arte. Senti Giulio, ci siamo parlati prima di preparare questo momento, di questo intervento, e mi faceva piacere iniziare subito a chiederti intanto com'è andata questo 2021 per voi, quali differenze ci sono state fra il 2019 e il 2021 in chiave anche di categorie turistiche. Come appunto avevamo in parte accennato, Robert, il 2021, considerando che ora siamo alla fine di settembre, in chiave turistica è stato un anno che inevitabilmente ha risentito della crisi dovuta alla pandemia Covid, considerando che il turismo è stato fermo almeno fino al mese di maggio, per non dire anche giugno, in considerazione anche del fatto che già da novembre del 2020 fino a tutto il mese di aprile del 21 i nostri istituti museali e della cultura sono stati interdetti al pubblico, e questo in termini anche di attrattori è sicuramente una causa estremamente penalizzante, perché quando il visitatore o il cittadino temporaneo, così a noi piace chiamare il turista, che viene e per vivere non solo i nostri luoghi ma anche condividere esperienze, è impossibilitato a farlo perché purtroppo questo il Covid ha imposto. Noi abbiamo avuto ovviamente una vertiginosa mancanza di presenza turistica. Questa è timidamente ricominciata ad essere viva, anche se con numeri molto più contenuti, già dalla metà di luglio, e dovuto anche al fatto che purtroppo lo sappiamo, io non sono un tecnico e non voglio entrare in considerazioni di carattere politico, ma anche le incertezze o quantomeno la difficoltà ad avere chiarimenti nell'uso del Green Pass, nella facilitazione o meno di accesso ai luoghi della cultura, ha fatto sì che anche luglio è stato un mese di rodaggio che poi ha permesso invece di avere un agosto molto, molto più importante. Ma avete, diciamo che io mi immagino, Giulio, che siano un po' quelli che erano i classici flussi dovuti a San Francesco, no? alla devoluzione di San Francesco, che erano fatti, che alimentavano anche un'economia molto particolare. Io sto pensando dei pullman, dei gruppi organizzati. Quelli sono mancati, mi immagino, diminuiti, e forse avete scoperto qualche altro turista, qualche altra persona più esigente, più colta. Il turismo che ha caratterizzato
in modo particolare la stagione estiva a questo punto, e che ancora è presente qui ad Assisi nell'anno 2021, come anche in parte l'anno 2020, ma in modo particolare quello di quest'anno, è un turismo quasi privo di gruppi, dove i pellegrini cosiddetti, quelli che vengono e hanno popolato in maniera fortemente consistente la nostra città fino al 2019, non sono più venuti, e anche appunto tu citavi i pullman, noi abbiamo dei tassi al checkpoint praticamente vicini allo zero, perché comunque anche i pullman hanno risentito e quindi ovviamente chi veniva a visitarci attraverso i pullman, quindi pellegrini che come meta hanno il santuario della Basilica di San Francesco, nell'altra Basilica Papale Santa Maria degli Angeli, quest'anno è stato maggiormente caratterizzato da turisti, come dire, family, quindi famiglie, gruppi anche di giovani, e l'altra grande fetta che è riapparsa ma in numeri contenuti è quella dei giovani che vengono ad Assisi per fare esperienze comunitarie di convivenza, i cosiddetti campi scuola, piuttosto che esperienze anche della vita religiosa e comunitaria. Come tu accennavi, effettivamente i luoghi sono rimasti gli stessi, sono quelli che anzi in questi 2 anni sono stati anche in parte sottoposti a interventi manutentivi, quindi proprio per riaffacciarsi in una chiave ancora più ospitale, però i luoghi sono stati popolati anche da un turismo più selezionato, un turismo che magari non era quello prevalentemente di massa che fino a qualche anno fa riempiva le nostre strutture. Voi considerate che è vero che noi abbiamo attraversato dopo il terremoto del 2016, che ha prodotto un danno indiretto alla città di Assisi, ma pur sempre un danno, perché quel terremoto non ha interessato la nostra città, bensì solo alcune aree dell'Umbria. Noi abbiamo avuto, grazie anche ad un'azione di promozione e di valorizzazione dell'offerta, un 2018 e un 2019 con dati altissimi, con delle presenze che addirittura non erano mai state registrate fin dal 1954, quando attraverso l'Istat appunto si registra la presenza del turismo in una città. Siamo passati dai 4-5 milioni di visitatori a appunto un meno 80-90% nel 2020 e comunque ancnoi vicino al 50% in questo anno. Voi considerate che questi numeri, che ovviamente sono indicativi, per noi fanno riferimento alle presenze che poi sono quelle registrate per i pernotti, e quindi anche a queste ovviamente vanno sommati coloro i quali vengono ad Assisi per un giorno, no? Il cosiddetto turismo mordi e fuggi, perché comunque l'Umbria è anche meta di altri luoghi di attrazione, di cui però Assisi rappresenta sicuramente la meta più importante. Ecco, ma come hanno reagito gli operatori turistici, chi lavora nella ristorazione, nell'accompagnamento verso gli attrattori culturali, nell'ospitalità? Hanno dovuto cambiare tono di voce, i loro racconti, la loro offerta, la qualità, ovvero si sta parlando, ti presento Laura, che è di Padova, quindi stiamo parlando ora Assisi e c'è quindi il confronto con Padova. Senti Giulio, in sostanza è cambiata, perché sai, un'economia che si basa sulla quantità ha magari anche dei parametri qualitativi che non... Se invece i numeri diminuiscono e ho bisogno comunque di dare redditività all'impresa, devo cambiare anche modo probabilmente di portare un piatto a tavola,
ospitare in una struttura ricettiva e anche accompagnare, io penso alle guide turistiche, è molto più complicato parlare a una famiglia, a un gruppi piccoli di famiglie rispetto a un pullman di pellegrini che viene da Roma, insomma. O dico una fesseria? No, dici una grande verità. Dunque, non mi vorrei ripetere come antefatto. Certo è che io vi ho appena detto che numericamente le presenze nel 2021 sono state molto più contenute, no? Rispetto agli altri anni, quindi questo turismo... Però c'è una capacità magari di spesa maggiore, o sbaglio? Ecco, appunto, dicevo, questo è un turismo che noi possiamo inquadrare più nel segmento del turismo culturale, perché ecco, va detto che noi a partire dal 2018 abbiamo condotto un progetto chiamato appunto Destinazione Assisi, attraverso il quale abbiamo cercato di profilare il turista che viene ad Assisi, e questo lo si è fatto individuando in primo luogo, attraverso un'analisi quantitativa, ben 8 profili, 8 segmenti. Ovviamente il turismo maggiore, quello che ha anche una capienza ed una importanza sugli altri, è il turismo religioso, ma subito dopo viene il turismo culturale, poi il turismo congressuale o il turismo MICE, quello del camminare, dei cammini, il turismo in bicicletta, del relax e del benessere. Il turismo culturale, Robert, che è quello anche che comunque potremmo intendere contenuto all'interno del turismo religioso, è un turismo che come dire, predilige innanzitutto la visita dei luoghi della cultura, quando per questi si può intendere ovviamente anche gli edifici di culto, i palazzi storici e in modo particolare, nel caso di Assisi, le basiliche. I nostri stakeholder, coloro i quali contribuiscono e sono i protagonisti della realtà turistica ed economica della città, ci informano del fatto, proprio attraverso questa indagine, che sostanzialmente tutti coloro che vengono ad Assisi vogliono vedere la basilica, ma lo vogliono fare per vedere gli affreschi di Giotto. Giotto non è solo presente nella Basilica Superiore, dove lui e la sua scuola lavora per rappresentare il primo ciclo di narrazione della vita del santo, ma Giotto è presente in maniera forte e autografa anche nella Basilica Inferiore, quindi il luogo più importante della città, quello che peraltro ha contribuito in prima istanza ad essere iscritta Assisi nella lista del patrimonio mondiale nel 2000, è appunto la Basilica di San Francesco, ma insieme ad essa anche gli altri luoghi francescani, per la quasi totalità del territorio. Bello. Senti Giulio, domani pomeriggio, che abbiamo anche un collegamento oltre a te col sindaco Stefania, sì. Proietti, che sono quasi omonimi, ma non sono parenti. No, non siamo parenti. Parliamo anche di questi 20+1, che poi un anno si è perso, che è l'anniversario, l'anniversario del riconoscimento UNESCO. Senti, ti posso presentare Laura? Certamente, molto volentieri. Molto piacere mio. Anzitutto è molto interessante essere qui e sentire di avere tante cose in comune, no? Alcuni aspetti toccati dal turismo religioso al sito UNESCO, che insomma ci ha coinvolto in maniera diretta proprio a partire da luglio di quest'anno, sono sicuramente delle similitudini tra le nostre due destinazioni, e anche il percorso che è stato fatto ad Assisi, che ho appreso in questo momento con molto interesse, è stato fatto in maniera abbastanza simile su Padova. Diciamo che questa pandemia, ahimè, con tutti gli aspetti negativi che non abbiamo voglia di ritoccare oggi, e cerchiamo ovviamente di guardare avanti, però credo abbia permesso alle destinazioni di fare dei ragionamenti, di guardare dentro se stesse, così come è stato per le aziende, no? Questo momento di pausa forzato ci ha dato la possibilità un po' di analizzarci, di guardarci dentro. Padova è sempre stata una destinazione dei grandi numeri, con numeri in grande crescita nell'arco degli ultimi 5 anni in particolar modo. È
È vero che è cresciuto il turismo in generale, ma è vero che c'è stato un certo tipo di turismo, e mi rifaccio appunto a quello che diceva appunto su Assisi, che si rifà proprio al turismo culturale che però non è più unicamente un turismo fatto di nozioni, ma è un turismo che è fatto di esperienze. Quello che chi fa management e destination management deve essere in grado di fare è quello di creare delle esperienze sul territorio fruibili, facili a cui accedere e da acquistare. Il processo che stiamo cercando di fare a Padova, e poi ovviamente ti lascio proseguire, è proprio quello di cercare di passare da un turismo di promozione della destinazione a un turismo di promozione dei prodotti della destinazione, che significa molto di più e che permette di sfaccettare anche quello che in generale viene percepito come turismo culturale in moltissime, diciamo, voci diverse che in parte sono già state dette. Allora, Giulio e Laura e Giulia, anzi, questi erano 20 minuti che ci siamo ricavati dentro il palinsesto scientifico, perché volevo proprio iniziare con voi a capire che Regione Veneto su questo ci aiuta. Penso anche ci sia della sensibilità da parte anche di Regione Umbria, di riuscire a fare una specie di laboratorio di scambio di buone pratiche, no? Voglio dire, quando si trovano delle situazioni così simili come attrattori, come un santo uno, un santo l'altro, o Giotto uno, Giotto l'altro, perché non iniziamo a parlare magari da metà ottobre in poi? Non possiamo ideare magari anche un altro momento di confronto pubblico, no? Questa volta lo potremo fare giù in Umbria da loro, in cui proprio specificatamente si parla di questo argomento, invitando anche... Sono perfettamente d'accordo, e tra l'altro sentivo appunto ora la signora Laura parlare di temi e di argomenti, ma soprattutto di progetti e di percorsi che sono stati avviati dall'amministrazione comunale di Assisi proprio in questi ultimi 4 anni, e che convergono. Allora io provo a fare un po' di racconto, Giulio, raccolgo un po' le cose che avete fatto, ci mettiamo in contatto, creiamo una specie di posto dove mettere le cose, e poi ci penso io con Regione Veneto, ci penso a Giulio con... Allora, ora sta arrivando, a proposito di Regione Veneto, il governatore, per cui ci buttano fuori probabilmente con le... Volevo solo accennare gli ultimi 30 secondi. La collega aveva appunto detto che attraverso un nuovo modo di fare turismo, quello delle esperienze, che si può proporre una destinazione diversa e probabilmente più attrattiva. Ecco, è quello che noi abbiamo cercato di proporre proprio nelle celebrazioni del 20ennale dell'UNESCO, che come tu accennavi si sarebbero dovute concludere a novembre di quest'anno, ma cercheremo di estendere almeno per altri 6 mesi, perché ne abbiamo persi 6 a causa del Covid. Ecco, in questo programma noi questo abbiamo cercato di fare, di proporre delle esperienze a tutto tondo, a partire appunto da un concetto di accoglienza e di valorizzazione che parte dalla conoscenza dei siti. Senti Giulio, posso invitare Laura domani pomeriggio? Certamente. Se compatibili i tuoi impegni ti affaccio in pomeriggio, c'è di nuovo Giulio, c'è questa volta anche la sindaca Stefania Proietti, e si parla. Con piacere. Vi saluto. Grazie. Ciao. Grazie, Ciao a grazie a tutti. Grazie. Buon proseguimento. L'Italia è piena di bellezza. La possiamo ammirare e possiamo immergerci. Ma forse niente la racconta meglio dei suoi profumi e dei suoi sapori. Perché l'italianità si scopre veramente solo quando la vivi per intero. Sfiora la memoria ai sensi. Diventa quasi tangibile in un bicchiere di prosecco immersi tra le colline, o in una pizza sfornata all'ombra del Vesuvio. L'odore e il gusto ci riportano nei luoghi in cui sono stati creati e di cui ne difendono fier il nome e l'appartenenza. Ci raccontano il legame più intimo tra gli uomini, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere guardiano della nostra storia. Sono l'eredità di tradizioni secolari che rivivono incastonate dentro antichi gesti sapienti nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi,
mentre ci sussurrano del futuro che ben custodito dentro i nostri prodotti porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. What is it that makes a country extraordinary? Its monuments? Its art? Its cities reflecting its history? Italy is bursting with beauty. Beauty you can admire, beauty you can immerse yourself in. But nothing tells the Italian story more than its tastes and aromas. An essence you can only discover when you live it fully. An essence that awakens memory and all the senses, becoming almost tangible in a glass of Prosecco surrounded by the hills. In a pizza, fresh out of the oven at the foot of Vesuvius, taste and aroma transport us to the places where they were created. To the names and origins we proudly protect, they evoke the intimate connection between humankind, enchanted lands, and majestic cities. They are the guardian of our history, the heritage of traditions dating back centuries, living on in the age-old skills repeated by new generations, telling us who we are today while whispering to us about the future, encapsulated in our products and carrying our greatest art, the art of living. And there is no greater value worth protecting, nor better product worth exporting. Cosa rende un paese straordinario? I suoi monumenti, la sua arte, le sue città specchio della sua storia. L'Italia è piena di bellezza. La possiamo ammirare e possiamo immergerci. Ma forse niente la racconta meglio dei suoi profumi e dei suoi sapori. Perché l'italianità si scopre veramente solo quando la vivi per intero. Sfiora la memoria ai sensi. Diventa quasi tangibile in un bicchiere di prosecco immersi tra le colline o in una pizza sfornata all'ombra del Vesuvio. L'odore e il gusto ci riportano nei luoghi in cui sono stati creati e di cui ne difendono fieri il nome e l'appartenenza. Ci raccontano il legame più intimo tra gli uomini, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere, guardiano della nostra storia. Sono l'eredità di tradizioni secolari che rivivono incastonate dentro antichi gesti sapienti, nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi, mentre ci sussurrano del futuro, che ben custodito dentro i nostri prodotti porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. What is it that makes a country extraordinary? Its monuments? Its art? Its cities reflecting its history? Italy is bursting with beauty. Beauty you can admire, beauty you can immerse yourself in. But nothing tells the Italian story more than its tastes and aromas. An essence you can only discover when you live it fully. An essence that awakens memory and all the senses, becoming almost tangible in a glass of Prosecco surrounded by the hills. In a pizza, fresh out of the oven at the foot of Vesuvius, taste and aroma transport us to the places where they were created. To the names and origins we proudly protect, they evoke the intimate connection between humankind, enchanted lands, and majestic cities. They are the guardian of our history, the heritage of traditions dating back centuries, living on in the age-old skills repeated by new generations, telling us who we are today while whispering to us about the future, encapsulated in our products and carrying our greatest art, the art of living. And there is no greater value worth protecting, nor better product worth exporting.
Cosa rende un paese straordinario? I suoi monumenti, la sua arte, le sue città specchio della sua storia. L'Italia è piena di bellezza. La possiamo ammirare e possiamo immergerci. Ma forse niente la racconta meglio dei suoi profumi e dei suoi sapori. Perché l'italianità si scopre veramente solo quando la vivi per intero. Sfiora la memoria e i sensi. Diventa quasi tangibile in un bicchiere di prosecco immersi tra le colline o in una pizza sfornata all'ombra del Vesuvio. L'odore e il gusto ci riportano nei luoghi in cui sono stati creati e di cui ne difendono fieri il nome e l'appartenenza. Ci raccontano il legame più intimo tra gli uomini, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere guardiano della nostra storia. Sono l'eredità di tradizioni secolari che rivivono incastonate dentro antichi gesti sapienti nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi, mentre ci sussurrano del futuro, che ben custodito dentro i nostri prodotti porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. What is it that makes a country extraordinary? Its monuments? Its art? Its cities reflecting its history? Italy is bursting with beauty. Beauty you can admire, beauty you can immerse yourself in. But nothing tells the Italian story more than its tastes and aromas. An essence you can only discover when you live it fully. An essence that awakens memory and all the senses, becoming almost tangible in a glass of Prosecco surrounded by the hills. In a pizza, fresh out of the oven at the foot of Vesuvius, taste and aroma transport us to the places where they were created. To the names and origins we proudly protect. They evoke the intimate connection between humankind, enchanted lands, and majestic cities. They are the guardian of our history, the heritage of traditions dating back centuries, living on in the age-old skills repeated by new generations, telling us who we are today while whispering to us about the future, encapsulated in our products and carrying our greatest art, the art of living. And there is no greater value worth protecting, nor better product worth exporting. Cosa rende un paese straordinario? I suoi monumenti, la sua arte, le sue città specchio della sua storia. L'Italia è piena di bellezza. La possiamo ammirare e possiamo immergerci. Ma forse niente la racconta meglio dei suoi profumi e dei suoi sapori. Perché l'italianità si scopre veramente solo quando la vivi per intero. Sfiora la memoria e i sensi. Diventa quasi tangibile in un bicchiere di prosecco immersi tra le colline o in una pizza sfornata all'ombra del Vesuvio. L'odore e il gusto ci riportano nei luoghi in cui sono stati creati e di cui ne difendono fieri il nome e l'appartenenza. Ci raccontano il legame più intimo tra gli uomini, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere guardiano della nostra storia. Sono l'eredità di tradizioni secolari che rivivono incastonate dentro antichi gesti sapienti nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi, mentre ci sussurrano del futuro, che ben custodito dentro i nostri prodotti porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. What is it that makes a country extraordinary? Its monuments? Its art? Its cities reflecting its history? Italy is bursting with beauty. Beauty you can admire, beauty you can immerse yourself in. But nothing tells the Italian story more than its tastes and aromas.
An essence you can only discover when you live it fully. An essence that awakens memory and all the senses, becoming almost tangible in a glass of Prosecco surrounded by the hills. In a pizza, fresh out of the oven at the foot of Vesuvius, taste and aroma transport us to the places where they were created. To the names and origins we proudly protect, they evoke the intimate connection between humankind, enchanted lands, and majestic cities. They are the guardian of our history, the heritage of traditions dating back centuries, living on in the age-old skills repeated by new generations, telling us who we are today while whispering to us about the future, encapsulated in our products and carrying our greatest art, the art of living. And there is no greater value worth protecting, nor better product worth exporting. Cosa rende un paese straordinario? I suoi monumenti, la sua arte, le sue città specchio della sua storia. L'Italia è piena di bellezza. La possiamo ammirare e possiamo immergerci. Ma forse niente la racconta meglio dei suoi profumi e dei suoi sapori. Perché l'italianità si scopre veramente solo quando la vivi per intero. Sfiora la memoria e i sensi. Diventa quasi tangibile in un bicchiere di prosecco immersi tra le colline o in una pizza sfornata all'ombra del Vesuvio. L'odore e il gusto ci riportano nei luoghi in cui sono stati creati e di cui ne difendono fieri il nome e l'appartenenza. Ci raccontano il legame più intimo tra gli uomini, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere guardiano della nostra storia. Sono l'eredità di tradizioni secolari che rivivono incastonate dentro antichi gesti sapienti nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi, mentre ci sussurrano del futuro che ben custodito dentro i nostri prodotti porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. What is it that makes a country extraordinary? Its monuments, its art, its cities reflecting its history. Italy is bursting with beauty. Beauty you can admire, beauty you can immerse yourself in. But nothing tells the Italian story more than its tastes and aromas. An essence you can only discover when you live it fully. An essence that awakens memory and all the senses, becoming almost tangible in a glass of Prosecco surrounded by the hills. In a pizza, fresh out of the oven at the foot of Vesuvius, taste and aroma transport us to the places where they were created. To the names and origins we proudly protect, they evoke the intimate connection between humankind, enchanted lands, and majestic cities. They are the guardian of our history, the heritage of traditions dating back centuries, living on in the age-old skills repeated by new generations, telling us who we are today while whispering to us about the future, encapsulated in our products and carrying our greatest art, the art of living. And there is no greater value worth protecting.
Allora, ben trovati. Iniziamo subito che ormai siamo qui da tempo. Io vi porto i saluti della città, del sindaco Sergio Giordani, che non è potuto essere presente. Saluto i responsabili dei siti UNESCO, saluto il presidente della regione Zaia, Luca Zaia, che abbiamo l'onore di aver qui come ospite, e presenziare e sottolineare l'importanza di questo appuntamento. Lo dico con un certo orgoglio, ci fa piacere, non è la prima volta che il VTE viene organizzato a Padova, ma quest'anno ha un sapore particolare per noi, perché la città di Padova ha appena ricevuto il secondo riconoscimento UNESCO, quindi siamo tra le poche città al mondo che ha 2 siti UNESCO, il ciclo pittorico del Trecento, quello recentemente attribuito, e il nostro famoso orto botanico. Quindi un riconoscimento per Padova, che è un riconoscimento per tutto il nostro territorio, il nostro Veneto, che è una regione che dal punto di vista del turismo esprime grandi eccellenze. Noi siamo al centro, come dire, di un sistema che va dalla laguna alle Dolomiti, che è sicuramente straordinario. Quindi l'occasione come quella di oggi, lo scambio tra i operatori, addetti del settore, operatori del turismo, della cultura, per noi è oggi fondamentale, alla luce anche delle novità che riguardano la nostra città, per capire come questo settore può rappresentare e può dare una nuova spinta anche al sentimento e all'andamento di ripresa, che è sempre più necessario. Quindi penso sia, come dire, importante capire come questo settore può trainare un pezzo di economia, ma soprattutto anche ragionare di come valorizzare al meglio le nostre opere, le nostre testimonianze storiche, come conservarle, come veicolarle nel mondo. Quindi una grande occasione che ci onora e rappresenta sicuramente una grande opportunità per la nostra città. Passeggiando per il centro, forse l'avrete notato anche voi, già lo dicono i nostri operatori commerciali, le botteghe sotto il salone. Nelle ultime settimane abbiamo visto un'esplosione di presenze di turisti stranieri, turisti che cercano un'offerta di carattere culturale. È la scia, l'effetto anche del riconoscimento per Padova a livello mondiale dell'UNESCO. Ecco, sapere come cogliere, sfruttare, valorizzare e amplificare questo elemento è sicuramente un'opportunità che poi si declina e si distribuisce in tanti altri settori della nostra vita sociale e economica del nostro territorio. Quindi grazie e di nuovo, come dire, felicitazioni per questo appuntamento. Buongiorno a tutti, sicuramente sono il volto meno noto del parterre, sono Marco Citerbo, l'organizzatore dell'evento, che torna dopo 3 anni, 2014, 15 e 16, all'interno già di questo palazzo, e dove iniziò in quel periodo la presentazione del dossier di candidatura di Urbs Picta, per cui oggi tornare con Urbs Picta inserita, se non altro avremmo portato fortuna, insomma, ecco, non mi prendo altri meriti se non quello. Un evento che nasce 13 anni fa e nasce dall'adozione che noi abbiamo con questa regione, ringraziando il presidente Zaia in primis, quando 13 anni fa, insieme all'allora mio sindaco di Assisi, Claudio Ricci, presidente dell'Associazione Beni Italiani UNESCO, presentammo a Parigi a un vostro illustre conterraneo, l'architetto Francesco Bandarin, che era all'epoca direttore della parte culturale di UNESCO, questo progetto che piacque moltissimo, proprio perché comunque questo marchio UNESCO aveva bisogno di una valorizzazione, aveva bisogno di essere in qualche maniera reso un po' più friendly e quindi utilizzato anche nei momenti di promozione. Io sarò brevissimo, quello che vedete oggi qui
è la parte espositiva. Il salone si compone di 3 aspetti fondamentali. La parte espositiva, qui trovate oggi oltre 60 siti, oltre a quelli italiani sono presenti anche 2 delegazioni straniere di Malta e di Gran Canaria. All'esterno, in queste bellissime loggiate, trovate un workshop con 60 buyer internazionali, con oltre 105 seller veneti ed italiani, questo anche per la grossa voglia di ripartenza di un workshop in presenza. Abbiamo patito in qualche maniera, anche se di gran moda in questo anno e mezzo, questi workshop online, però sicuramente la presenza è una gran cosa. L'altro aspetto fondamentale è la parte scientifica, perché durante le 3 giornate un programma estremamente articolato di presentazioni di candidature, tentative list, piani di gestione, quindi diciamo un po' tutto quello che dal punto di vista scientifico viene fatto. Credo, guardo l'assessore Caner, che l'anno prossimo confermeremo la nostra presenza in questa regione. L'anno prossimo sarà una data fondamentale, perché 16 novembre sono 50 anni di UNESCO, per cui veramente l'anno prossimo è un appuntamento internazionale, non soltanto italiano, quindi per quello che può essere legato a questa attività. Termino con i ringraziamenti. Presidente Palmucci di Enit. Enit insieme a noi collabora dalla prima edizione, quindi sono 12 anni nella selezione dei mercati, nell'individuazione dei buyer e operator che portiamo, la regione che ci supporta, il comune che ci ha ospitato, quindi ringraziando tutti e auguro buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio moltissimo intanto per l'invito e il fatto che effettivamente come Agenzia Nazionale del Turismo siamo presenti fin dalla prima edizione. È un piacere anche quanto ha detto poco fa il vice sindaco, cioè il fatto che Padova a questo punto ha 2 siti UNESCO e fino a pochi mesi fa, vi ricordate che al mondo erano i due paesi, erano pari merito come numero di siti UNESCO, ed era l'Italia e la Cina, e c'erano soltanto in tutto il mondo 2 città con 2 siti UNESCO. Uno era Pechino, viste le dimensioni, uno era Tivoli, e adesso il fatto di aggiungere anche Padova è un altro grande, è un momento importante, soprattutto perché a questo punto abbiamo 58 siti UNESCO e di conseguenza siamo al primo posto al mondo. Quindi il fatto di avere 58 siti UNESCO in un momento in cui siamo passati attraverso la pandemia e speriamo che questa situazione così straordinariamente difficile finisca presto, ma dobbiamo guardare al futuro e sicuramente il turismo culturale, il turismo legato ai siti UNESCO è uno dei settori, delle aree sulle quali lavorare per promuovere quindi flussi turistici, ma non soltanto dall'estero ma anche dall'Italia. Per questo noi stiamo collaboriamo da sempre con le regioni, quindi con l'assessore Caner lavoriamo molto bene e cerchiamo proprio di cooperare con quelle che sono anche le azioni che possano permettere quella ripresa dei flussi che abbiamo perso dalla fine del 2019. Quello che io credo è che non è cambiato rispetto al 2019 il fatto di voler lavorare su una crescita di un turismo a valore, di guardare soltanto i numeri. Adesso mancano anche i numeri ed è importante che tornino i flussi di turisti anche e soprattutto dai paesi d'oltreoceano, ma bisogna guardare a un turismo di valore, quindi far conoscere il nostro paese e far conoscere il nostro paese allungando la permanenza media, facendo in modo di destagionalizzare il turismo. E quindi i siti UNESCO sono una delle ragioni per le quali scegliere una destinazione. Il Veneto ha 9 siti UNESCO, quindi siamo al secondo posto in tutta Italia delle regioni italiane, e quindi io credo che possiamo guardare con ottimismo al futuro. La cosa importante starà proprio nel presentarsi al mondo, ai turisti, soprattutto nei paesi ad alto potenziale di crescita e di ritorno di turismo, per raccontare quella che è l'Italia, che non è soltanto composta da quelle destinazioni più conosciute. Quindi il Veneto ha già tante destinazioni che sono molto conosciute nel mondo, aggiungiamo e facciamo crescere. Seconda cosa e ultima,
l'effetto del Covid ha permesso anche di comprendere come gli italiani non conoscono l'Italia, e per cui anche in questo noi dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che gli italiani scoprano le bellezze del nostro paese. Il fatto che quest'anno e l'anno scorso gli italiani hanno potuto viaggiare pressoché solo in Italia ci ha mostrato dei numeri estremamente interessanti. E soprattutto abbiamo partecipato con il ministro Garavaglia, avevo partecipato a un evento anche all'Università Cattolica di Milano, in cui pensate che il 50% degli intervistati in un sondaggio di più di 5.000 italiani, più del 50% non conosceva neanche le 20 regioni italiane. Quindi questo significa che c'è anche molto da fare per far conoscere l'Italia agli italiani. Quindi vi ringrazio della vostra presenza e auguro buon lavoro a tutti. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Mi scuso anche per il ritardo, ma non dipendeva da me. Tanto complimenti agli organizzatori. Noi lo diciamo già, ci candidiamo ad ospitare la borsa internazionale dei siti UNESCO. Se avete il coraggio e la forza di farlo, noi vorremmo essere punto di riferimento a livello internazionale. E non glielo dico perché va bene dirlo, ma glielo dico perché siamo convinti di questo. Ovviamente nella partita a bordo ci deve essere anche Enit, questo poco ma sicuro. Noi ci candidiamo perché abbiamo i 9 siti UNESCO e sono l'Orto Botanico di Padova, Urbs Picta, che è stata l'ultima arrivata e quindi l'ultimo sito riconosciuto, le fortezze veneziane, i siti palafitticoli, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, Venezia e la sua laguna, la città di Verona e Vicenza e le Ville Palladiane. Questi sono i nostri 9 siti palafitticoli e siti UNESCO. Per noi è un momento di vanto, lo diceva prima il dottor Palmucci, diceva ma la seconda regione in Italia. Siamo i primi a tutti gli effetti, la prima a 10 milioni di abitanti che è la Lombardia, quindi noi siamo in effetti a pieno titolo la regione che ha più siti UNESCO, ma del resto c'è un'eterogeneità del territorio che ci permette di fare questo e anche e soprattutto di candidarci. Ecco, voglio ricordare che noi abbiamo una new entry che è come patrimonio della biosfera, MAB UNESCO, il Grappa, oltre al Delta del Po, il secondo sito MAB UNESCO, quindi patrimonio della biosfera, il Grappa che è di questa settimana. Detto questo vi dico che il flusso turistico in Veneto è un flusso interessante e gli italiani hanno riscoperto il Veneto più 46% rispetto alle presenze turistiche del 2019. Chiudiamo alla grande quest'estate perché superiamo i valori del 2019, siamo convinti di fare altrettanto nell'invernata con l'offerta della montagna invernale ma anche di tutto quello che è il corredo dell'offerta turistica del Veneto. È un Veneto che sta cambiando pelle. Allora, il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, fa 72 milioni di presenze turistiche, quelle che riusciamo a contare, perché lo dobbiamo dire, perché poi c'è un pullulare, c'è come un alveare sempre in movimento. La prima industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato. Il Veneto è l'unica regione in Italia e al mondo dove tu puoi tranquillamente dire al turista che in un paio d'ore d'auto riesce a passare dallo sci della Marmolada al tuffo in mare a Jesolo o nella riviera adriatica, muovendosi direttamente attraverso la campagna veneta, le città murate, incrociando i circuiti termali, il delta del Po e tutto quello che conoscete. Quindi è una regione unica. E ovviamente abbiamo il limite della comunicazione di tanti elementi, too much information, zero information. Ecco, questo è il vero nostro limite. Abbiamo tanto da comunicare, quindi finitela di venirci a dire che avete visto un bel stand di Dubai, perché Dubai c'è solo la spiaggia e un po' di palazzi da pubblicizzare. Noi abbiamo un sacco di cose, perché spesso noi veneti diciamo ma ho visto un super stand. Sì, ma se ci vai con un prodotto turistico unico è inevitabile. Noi quando usciamo siamo un po' come la madre dei gracchi, no? Ecco i nostri gioielli, c'è un pullman pieno. E ringrazio gli operatori turistici perché se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Ve lo dico perché la generazione di operatori turistici in Veneto vale circa 50 anni, cioè sono due generazioni. Cioè la riviera adriatica del Veneto che cuba più o meno 32 milioni di presenze turistiche all'anno non esisteva
60-70 anni fa non esisteva. E quindi grazie a questi pionieri che hanno saputo non solo creare un prodotto turistico, ma anche promozionarlo nel mondo. Vi ricordo che il 66,7% dei nostri turisti sono stranieri. Questo è un grande valore, non solo per il Veneto, ma anche per l'Italia. Abbiamo in animo, insomma, ancora qualche colpo in canna con UNESCO, anche se dicono che abbiamo troppi siti UNESCO, però noi abbiamo sicuramente il Valpolicella con le sue colline, che per noi è un obiettivo, la Pesciera di Bolca è l'unico sito, io ne ho già parlato a Parigi, noi siamo in grado di presentare un sito di reperti fossili che è unico al mondo, cioè noi abbiamo i fossili dei coccodrilli, delle razze, delle palme, non so se lo sapete, siamo in Lessinia, c'è un museo, c'è una cava e addirittura si portano 5.000 bambini ogni anno ai quali viene consegnato un martellino e vanno nella cava a rompere i sassi se li trovano i pesciolini. Quindi è una roba unica nel suo genere. E poi anche altre attività che stiamo facendo, noi crediamo moltissimo in questo riconoscimento internazionale, vogliamo investire su questo e si è detto bene prima, forse lo diceva sempre Palmucci, il dottor Palmucci, il tema vero è che siamo oggetto di un turismo sempre meno disattento e sempre più informato. Guardate, io vi do un dato che è quello di casa mia. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, sito UNESCO che ci ha permesso quell'anno di guardare ancora dallo specchietto retrovisore i cinesi, perché è stato quel sito che ci ha permesso di dire che siamo ancora primi, voglio ricordarvi solo questo. Ecco, quel sito parte da 250.000 presenze turistiche certificate all'anno e ha una proiezione al 10° anno di 1,5 milioni di presenze turistiche. I turisti che già arrivano, ha ragione il vice sindaco che dice ma si vede già movimento, anche da noi i turisti che arrivano già conoscendo il territorio, a volte in maniera migliore del cittadino di quel territorio, e quindi diventa una sorta di catena di Sant'Antonio, qui a Padova lo si può dire, che fa crescere ancora di più l'offerta turistica, e questo secondo me è veramente importante. Quindi un turismo sempre meno disattento, sempre meno indifferenziato, sempre meno casuale e sempre più orientato, e questo è un grande valore. Ringrazio tutti gli ospiti stranieri che sono qui, so che ci sono delle delegazioni, le Canarie, Malta, il Ghana, se non ho capito male, l'Uganda, e per essere qui oggi basta, io non ho altro da aggiungere. Grazie e buon lavoro. Adesso allora Presidente facciamo il taglio del nastro così ufficialmente. Grazie. Diventa quasi tangibile in un bicchiere di prosecco immersi tra le colline o in una pizza sfornata all'ombra del Vesuvio. L'odore e il gusto ci riportano nei luoghi in cui sono stati creati e di cui ne difendono fieri il nome e l'appartenenza. Ci raccontano il legame più intimo tra gli uomini, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere guardiano della nostra storia. Sono l'eredità di tradizioni secolari che rivivono incastonate dentro antichi gesti sapienti nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi, mentre ci sussurrano del futuro che ben custodito dentro i nostri prodotti porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. What is it that makes a country extraordinary? Its monuments? Its art? Its cities reflecting its history? Italy is bursting with beauty. Beauty you can admire, beauty you can immerse yourself in. But nothing tells the Italian story more than its tastes and aromas. An essence you can only discover when you live it fully. An essence that awakens memory and all the senses, becoming almost tangible in a glass of Prosecco surrounded by the hills. In a pizza, fresh out of the oven at the foot of Vesuvius, taste and aroma transport us to the places where they were created. To the names and origins we proudly protect. They evoke the intimate connection between humankind
enchanted lands, and majestic cities. They are the guardian of our history, the heritage of traditions dating back centuries, living on in the age-old skills repeated by new generations, telling us who we are today while whispering to us about the future, encapsulated in our products and carrying our